Potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa affidata a Giulio Cainarca. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben trovati all'appuntamento con la nostra rassegna stampa alle 7.31, mercoledì 2 febbraio. Andiamo subito a vedere le agenzie, come al solito partiamo dall'agenzia ANSA, apertura su Sanremo, secondo titolo dedicato alla durata illimitata del pass per chi ha 3 dosi. Si sta valutando questa possibilità in attesa che l'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA, e l'AIFA, l'Agenzia del Farmaco Italiana, decidano su eventuale quarta dose, scrive l'agenzia ANSA, giusto appunto. Il terzo titolo per la Lega, fiducia in Salvini, il Consiglio federale appoggia gli obiettivi del segretario, no a nuove tasse, più impegno contro i clandestini. Rivendico la scelta di Mattarella, ha detto il segretario della Lega, che si è detto contento anche di aver riabbracciato Berlusconi. Attacco a Toti, un pezzo del centrodestra non ha appoggiato Casellati, dice Salvini, chiederò al Presidente del Consiglio un allentamento delle restrizioni anti-Covid. Ottimo clima con il ministro Giorgetti, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. Su queste questioni poi ci soffermeremo a lungo stamani dalle 9.30 alle 11.30 con una super edizione degli Scorretti con Carlo Cambi e con ospiti Lorenzo Fontana, vice segretario della Lega, e Edoardo Rixi, che è, oltre che deputato, è anche segretario della Lega in Liguria. La questione di Totti è finita in primo piano su tutti i resoconti di politica interna. Ne parleremo stamani appunto dalle 9.30 alle 11.30. Intanto bimbo di 15 mesi travolto e ucciso da una moto a Cagliari, scrive ancora l'agenzia ANSA in prima pagina, e poi è corsa contro il tempo per il PNRR, la verifica di Draghi con i ministri. Vedremo un paio di articoli anche su questo punto. Non vogliono farsi trovare impreparati i ministri, ciascuno di loro fa sapere che arriverà in Consiglio dei Ministri con i compiti fatti e il cronoprogramma compilato su 47 obiettivi del piano di ripresa e resilienza, il PNRR, da realizzare entro il 30 di giugno. Raid turchi intanto contro il PKK in Iraq, ci sono vittime, non si specifica quante persone siano rimaste uccise o ferite. Ed ancora per la cronaca, dalla Campania, una giovane donna forse strangolata, si cerca un uomo, una giovane è stata trovata senza vita all'interno dell'abitazione di un vicino che aveva preso in affitto dal padre della giovane la casa 2 settimane fa. E ancora in primo piano sull'agenzia ANSA un'esclusiva dell'ANSA, sorpresa a Velia, ritrovati gli elmi di battaglia di Alalia, la scoperta nella città campana che diede i natali al filosofo Parmenide. Dallo scavo nuova luce sulla storia della colonia greca. Importante, ha detto il ministro Franceschini, continuare a investire nella ricerca archeologica. Si torna all'attualità invece con Conte che assicura nessuna scissione nel Movimento 5 Stelle, e poi la foto che riempie i giornali di oggi per la pagina di politica interna, ovvero il pranzo fra Di Maio e Belloni, la responsabile dei servizi segreti che era stato impredicato di diventare Presidente della Repubblica. Per il leader del Movimento 5 Stelle Conte, è evidente che questo è il momento di un chiarimento. Di Maio, dice Conte, dovrà rendere conto agli iscritti di gravi condotte. Intanto la direttrice del Dipartimento di Coordinamento dei Servizi Segreti, il DIS, cioè Elisabetta Belloni, parla di amicizia solida con Di Maio, lui sempre leale. Il ministro ha visto anche Virginia Raggi e sentito l'ex sindaca di Torino Appendino, poi vedremo anche questo, il capitolo 5 Stelle. In Emilia Romagna invece, a Reggio Emilia, ragazzina violentata dai compagni, è stato arrestato un 15enne, un festino con alcolici dopo uno sciopero a scuola, indagati anche 2 ragazzi che secondo la procura avrebbero avuto rapporti con la ragazza.
E poi l'addio a Tito Stagno, che raccontò lo sbarco sulla Luna, giornalista Rai, nato a Cagliari nel 30, aveva 92 anni, il suo nome resta legato per sempre alla sera del 20 luglio del 69, quando raccontò ai telespettatori lo sbarco sulla Luna, la discussione con Ruggero Orlando durante la storica diretta, ricorda l'agenzia ANSA. E ancora la maturità, i presidi protestano, il ministro Bianchi tolga il secondo scritto, anche gli studenti dicono non si tiene conto del Covid. Ingiusto, dicono i consigli d'istituto, è una beffa. Italia Viva difende il governo, così l'agenzia ANSA. E poi Zaki, rinvio dell'udienza il 6 aprile, voglio tornare a Bologna, dice lo studente che rischia 5 anni in Egitto, è accusato di diffusione di notizie false. Ok, intanto dal Consiglio Comunale di Roma, sia cittadino onorario della capitale d'Italia. Questo è il primo piano dell'agenzia ANSA. Andiamo a vedere molto velocemente anche le altre agenzie, a partire da ADN Kronos, l'apertura Festival di Sanremo, 2 titoli e poi, anzi 3, 4, e poi Covid, un bollettino del 1 febbraio. Omicron 2, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che è presto per dire che Covid è KO, il virus continua ad evolversi. Sull'Ucraina Draghi ha sentito Putin, impegno comune per una soluzione, telefonata tra il presidente russo e il premier italiano. E ancora dalla prima pagina dell'ADN Kronos, la transizione ecologica, 15 milioni di nuovi posti di lavoro entro il 2050. Come vedremo però ci sono servizi su quanti se ne perdono nel frattempo di posti di lavoro. Un paio di servizi li vedremo tra poco. In primo piano sull'ADN anche il leghista Edoardo Rixi, lo sentiremo nel corso della mattinata intorno alle 10.30. Totti ha tradito il centrodestra e a chi gli chiedeva se la giunta ligure fosse a rischio non lo so, ha risposto Edoardo Rixi, commissario della Lega in Liguria. Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, leader di Coraggio Italia, ha tradito il centrodestra, ha detto Edoardo Rixi entrando alla riunione ieri del Consiglio federale a Milano. Le amministrazioni locali andranno avanti tranquillamente, dialogo con tutti, ma se un amministratore locale vuole diventare deputato deve candidarsi, ha detto ancora Rixi. Velocissimamente andiamo a vedere anche la prima pagina dell'agenzia AGI, oltre a Sanremo, le pagelle del festival eccetera, e un super insertone di apertura sul Festival di Sanremo. Per la politica, la controffensiva di Luigi Di Maio nel Movimento 5 Stelle, giorni di alta tensione tra i 5 Stelle dopo la rottura tra il ministro degli esteri Di Maio e Giuseppe Conte nei giorni dell'elezione del capo dello Stato. Nel frattempo, dopo il voto sul Quirinale, per il PD Letta punta sulle riforme e resiste alle sirene del Congresso. Il tema della riforma della legge elettorale divide la maggioranza. Nel frattempo ancora una notizia dalla prima pagina dell'agenzia AGI prima di andare ai quotidiani di oggi. I medici ospedalieri sono stanchi, il 72% è pronto a lasciare. I medici dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale ritengono che la pandemia abbia avuto un impatto importante sul proprio stress psicofisico, il 69% di loro ritiene che sia così, e abbia messo a repentaglio la sicurezza della propria famiglia per il 55%. Questo racconta l'agenzia AGI in primo piano. Adesso andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo come al solito dal Corriere della Sera. L'apertura è tutta sulla politica interna, oltre all'addio a Tito Stagno, 92 anni, ci portò sulla Luna, lo ricorda Gian Antonio Stella. Comunque per la politica interna non si sanano le fratture nel centrodestra, scrive il Corriere, sommario di prima pagina. Dai big leghisti riuniti nel Consiglio federale il via libera all'istruttoria sulla federazione repubblicana proposta da Salvini. Meloni, per Fratelli d'Italia, insiste per andare al voto. Berlusconi freddo, con i due alleati Meloni e Salvini, prova a rilanciare il ruolo di Forza Italia. No a rotture con i partner del centrodestra, ma niente deleghe in bianco. Sul versante dei fondi europei, 3 ministri sotto esame. Notizie incoraggianti dal fronte del lavoro. Crescono i contratti a termine, peraltro, per i giovani e per le donne. L'ipotesi dello strappo di Di Maio con Conte nei 5 Stelle. Intervista con la ministra Carfagna. L'alleanza di centrodestra può reggere se c'è una linea comune. Forza Italia torni ad essere il partito dei moderati. E poi la telefonata Draghi-Putin, ridurre le tensioni, garanzie sul gas. La cronaca nera, violentata quindicenne, i compagni di chat dicevano siamo nei guai. A Reggio Emilia,
quindicenne aggredita da un compagno di classe, in chat con gli amici costui ha confessato siamo nei guai, e a Napoli donna uccisa in casa, è stata strangolata, il vicino è in fuga. Continua l'odissea di Zaki in Egitto, il tribunale egiziano di Mansoura ha rinviato ogni decisione al 6 aprile ma ha confermato la libertà per Patrick Zaki. A chiudere il caffè di Don Massimo Gramellini, quarantena per sempre, il titolo del pezzo di oggi. Ascoltando gli sfoghi dei genitori con figli piccoli in DAD, didattica a distanza, ci si domanda, scrive Gramellini, se chi fa le regole in Italia abbia una vaga idea delle conseguenze dei propri atti. Un po' come quando imbottigliati nel traffico per un semaforo dai tempi dilatati, ci chiediamo se l'assessore abbia mai percorso quella strada prima di prendere una decisione tanto priva di senso. Leggevo di una coppia con 2 figli, uno alla materna, l'altro alle elementari. Prima è andato in quarantena quello della materna perché un suo compagno era positivo, poi è toccato al fratello maggiore, 2 positivi in classe e voilà, sigillato in casa anche lui, nonostante avesse già in corpo una doppia dose di vaccino, con i genitori costretti a elemosinare permessi sul lavoro e a diventare scacchisti o strateghi militari per destreggiarsi fra regole e eccezioni. Si capisce che siamo una società vecchia da quanto poco ci importa della scuola, dei bambini, degli adolescenti, costretti da 2 anni a una vita di clausura che per loro è ancora più innaturale che per noi. Basta parlare con uno psicoterapeuta, scrive ancora Gramellini, per sentire racconti sconvolgenti. Bambini che al parco si tengono lontani dai coetanei perché non sono più abituati a entrare in contatto con i loro simili. Tredicenni per i quali la quarantena ha significato la resa senza condizioni alla dittatura dei social, alla TikTok. Si annuncia un intervento del governo, ma per metterci una pezza bisogna aspettare che tutto cada a pezzi? Scrive oggi, all'alba di mercoledì 2 febbraio 2022, Don Massimo Gramellini. Ite missa est, e il prete si è svegliato, mentre dal Corriere della Sera passiamo a Repubblica, prima pagina dedicata anche per Repubblica alla politica interna, con un'intervista al Ministro del Lavoro, assumete giovani e donne. È il Ministro del Lavoro a proporre a chi assume di assumere giovani e donne, quote obbligatorie per le aziende che fanno contratti con la pubblica amministrazione. La proposta del Ministro Orlando, quote riservate a donne e giovani, perlomeno nelle assunzioni delle aziende che hanno contratti pubblici. Intanto il Premier Draghi oggi verifica i progetti dei ministri per i fondi europei del PNRR. Putin va avanti, l'America utilizza l'Ucraina contro di noi, ha detto il presidente russo, accusando gli Stati Uniti. E poi ancora la scuola, si cambia, mai più didattica a distanza, DAD per gli studenti vaccinati. E c'è da segnalare una lettera a Mattarella scritta da Natalia Aspesi in prima pagina su Repubblica. Presidente, ci scusi, siamo stati egoisti. A pagina 26 c'è l'atto di scuse di Natalia Aspesi a Mattarella. Gentile Presidente, scrive Aspesi, credo che per la sua seconda elezione si possa usare una parola un po' pomposa, antica. È stato un plebiscito, cioè non sono stati solo i 759 grandi elettori a votarla, ma davvero la volevano gli italiani, sfiduciati, spaventati da mesi e mesi durissimi, da quei pochi ultimi giorni in cui l'impotenza e la rissosità di chi dovrebbe risolvere i nostri problemi stavano affossando l'Italia. Eppure pensi, per quanto io oggi sfiori l'allegria oltre che un senso di ritrovata serenità, sono tra quelli che avrebbe accettato volentieri un'altra persona, anche se nessuna di quelle buttate là a casaccio dagli addetti alla bisogna e dai loro capi partito, che a frotte sbucavano mascherati davanti alle telecamere ad annunciare i loro sempre nuovi alti profili con l'entusiasmo dei prestigiatori. Perché un altro o un'altra, eccetera, eccetera. L'altra sera in onda, su domanda di Concita De Gregorio, ha tentato di spiegarlo il senatore Mario Monti, ex primo ministro, 78 anni, ma causa altre curiosità è stato stoppato dal vivace David Parenzo. E allora lo dico io, perché lei, Presidente Mattarella, sul serio non voleva essere rieletto e per l'insipienza e viltà della nostra classe politica, incapace di trovare un'altra persona degna, è stato costretto ad accettare. Caro Presidente, ci scusi. Lasciamo Repubblica con le scuse di Natalia Aspesi a Mattarella, andiamo a vedere anche la prima pagina
della Stampa, poi passiamo alle altre prime pagine, abbiamo diversi articoli da segnalare quest'oggi, stamani. La Stampa parla di effetto Colle, l'apertura è con la sondaggista Alessandra Ghisleri, primo sondaggio dopo l'elezione di Mattarella al Quirinale, la soluzione Mattarella piace alla maggior parte degli italiani. E per quanto concerne i partiti, Fratelli d'Italia in 2 settimane guadagna 2,2 punti, arrivando al 21,1% e diventa il primo partito a scapito della Lega di Salvini che perde l'1,8%, registrando il 16,7% dei consensi. A pagina 9 c'è il dettaglio del sondaggio di Alessandra Ghisleri. Effetto Colle, Meloni davanti a tutti, scende la fiducia in Salvini e Conte, boom di Fratelli d'Italia, primo partito al 21,1%, Lega al 16,7%, il PD di Letta tiene è al 20,8%. Quanto a Mario Draghi e il suo governo, totale campione, variazione sull'ultimo dato, cosa ci dicono? Mario Draghi è in leggera discesa, meno 3,7 punti per cento, 52,1% di gradimento, il governo nel suo complesso 45,2, meno 3,5%. Quanto ai principali leader politici, in testa Giorgia Meloni, subito dietro Giuseppe Conte, poi Enrico Letta, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Di Maio, Renzi. Questa è la classifica della sondaggista Ghisleri. Per 7 italiani su 10 la politica esce sconfitta dal voto sul Quirinale. Le priorità per i cittadini sono la ripresa, il lavoro, la riforma fiscale. Sempre dalla Stampa, poi, oltre all'apertura sul sondaggio, Mario De Aglio, il consorte dell'ex ministro Fornero, economista, sull'Italia che deve cambiare o il PNRR non basta. Giuseppe Conte che sfida Luigi Di Maio e propone Raggi, l'ex sindaca di Roma, leader del Movimento 5 Stelle, e ancora l'implosione del movimento nell'analisi di Massimiliano Panarari. Ma l'altro titolo di grande evidenza in prima pagina sulla Stampa è dedicato a Putin. È guerra se l'Ucraina entra nella NATO, dice il presidente russo. Inascoltate tutte le richieste. Telefonata a Draghi che cerca di mediare e ottiene garanzie sul gas, scrive la Stampa. Reportage di Monica Perosino inviata a Senkivka in Ucraina sul confine armato delle Tre Sorelle. Così lo zar alle corde alza ancora la posta, scrive Anna Zafiesova. In prima pagina sulla Stampa, J-Ax, il rapper e cantante sulla polizia che bastona i nostri studenti come se fossero prede. Vedremo su questo poi sempre sulla Stampa un'intervista al sottosegretario all'interno, il leghista Nicola Molteni, tra poco. Intanto andiamo a vedere anche la prima pagina della Verità. La Verità apre con un altro argomento, i guariti dal Covid. Sono 10 milioni di fantasmi. Il Green Pass è inutile, dannoso, lo sanno tutti, ma per Speranza e compagnia è un feticcio da concedere solo a chi ha la terza dose, negandola a chi ha l'immunità naturale, che è superiore a quella dei vaccini. Come iniziano a dire all'estero, in Italia i fascisti sono tornati, scrive Maurizio Belpietro nel suo commento e il pezzo d'apertura in prima pagina sulla Verità. Gli unici veri immuni li trattano da Novax, i guariti sono quasi 10 milioni. Come dimostrano vari studi, possiedono uno schermo anti-Covid più forte di quello dei vaccinati, eppure il governo li costringe a inocularsi ancora. Il lasciapassare senza scadenza lo vuole concedere solo a chi ha il booster. Il certificato verde da noi rimane un totem. In Israele invece perfino i tecnici di governo hanno capito che è dannoso. La miope e vessatoria politica di Roma ha impressionato Steve Hanke, economista della Johns Hopkins University, che ha twittato: da voi sono tornati i fascisti. Questo è l'argomento d'apertura, rafforzato poi dal pezzo di Antonio Rossitto sul professor Burioni, che fa un'altra figura da somaro, e pensare che la RAI lo spaccia per un oracolo, scrive la Verità in prima pagina. Ennesima figuraccia della Virostar preferita da Fazio. Su Twitter il professor Burioni ha confuso i 3 ceppi della polio con 3 scimmie. Un illustre collega lo corregge. Lui, costretto ad ammettere l'errore, va avanti ad insultare. La lista degli sfondoni di Burioni è sempre più lunga, scrive la Verità. Dal taglio alto della Verità poi il pezzo di Francesco Borgonovo, le discoteche sempre chiuse, simbolo della disfatta dei governi. Claudio Antonelli si occupa invece della signora Belloni,
capo degli 007, che entra nella lite tra i grillini nel pieno dello scontro Conte-Di Maio, originato proprio dalla sua candidatura al Quirinale. La Belloni si fa fotografare a pranzo col ministro Di Maio e lo ricopre di parole al miele. È l'ennesima anomalia di queste giornate, scrive Antonelli. Mario Giordano si occupa invece delle cronache della nuova era di Mario Draghi. Non disturbate il caro leader, ma ce ne sono almeno due di leader. La lassa tra Palazzo Chigi e il Quirinale, e questo è il tema di questi giorni, la lassa, ma i partiti staranno alla lassa? E questa è anche la nostra bella parola del giorno. 346 naturalmente, 6427 756 per dire la vostra su la lassa che governa l'Italia tra Quirinale e Palazzo Chigi. Fiducia piena intanto, Salvini ricompatta la Lega su tasse, bollette e restrizioni, poi vedremo la cronaca del federale di ieri di Alessandro Darold sulla Verità, e ancora Daniele Capezzone, primarie all'americana per rimettere in piedi il centrodestra, la proposta avanzata da Capezzone oggi sulla Verità, un'idea per ricucire il centrodestra, primarie all'americana, non come quelle del PD, per scegliere il candidato alla guida dello schieramento, tappe sul territorio, convention finale, parlando a tutta l'Italia. A chiudere la prima pagina della Verità di oggi ancora 3 segnalazioni. Mancava Saviano nel Festival del Marketing a Sanremo, coperta ogni potenziale fetta di pubblico per esorcizzare lo spettro degli ascolti, scrive Maurizio Caverzan. Si occupa invece della vicenda relativa alla loggia Ungheria e alle lotte tra magistrati, specialmente alla Procura di Milano Fabio Amendolara. Storari voleva indagarli, la Procura ha detto no, tutti i VIP della loggia Ungheria. A chiudere, Marcello Veneziani, viviamo sotto una cappa, però abbiamo una spada, il nuovo libro di Marcello Veneziani. Cos'è questa strana sensazione di disagio che ci accompagna? Quella nausea di vivere giorno dopo giorno in questo frangente e in questo clima. Ci sfugge la chiave, il senso del presente, ne avvertiamo solo lo scorrere e il naufragare, scrive Veneziani. La Verità riporta un anticipo del suo libro in prima pagina. Per tagliare la K con la C maiuscola che ci soffoca, usiamo la spada dell'intelligenza. La K è il titolo del nuovo libro di Marcello Veneziani. Siamo sempre più intrappolati in una società coperta che ottunde, comprime, livella e controlla. La deriva sanitocratica è uno spicchio dello spirito del tempo che bracca l'individuo. Ci resta la resistenza intellettuale. La storia, l'arte, la comunità, il pensiero, la fede deperiscono. Se non possiamo cambiare il mondo, cambiamo il nostro sguardo su di esso. Così Veneziani nel suo nuovo libro intitolato appunto La K. Dalla prima pagina della Verità però passiamo a Libero. L'apertura di Libero è su una notizia che dà Domani, come vedremo tra poco, il quotidiano di Carlo De Benedetti in dettaglio. Perquisita la casa di Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle nei guai, lo ha rivelato il quotidiano Domani. Le Fiamme Gialle hanno acquisito documenti relativi a fatture e consulenze per una società poi fallita. In ballo 400.000 euro. Intanto Di Maio prepara la vendetta su Giuseppe Conte. Nel frattempo Ranucci, il conduttore di Report su Rai 3, è il virus che divora la Rai, inocula odio contro Berlusconi. L'altra sera un servizio a Report su Berlusconi. E Fabrizio Biasin si domanda cosa ci fa Roberto Saviano a Sanremo. Pronto un monologo? Per fortuna c'è anche Checco Zalone. Caos centrodestra, Salvini salvato dalla Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia freddi, scrive Pietro Senaldi. I due leader sono pronti ad arrivare divisi alla meta. Cosa succederà nel centrodestra? I due leader Meloni e Salvini. Il Consiglio federale si conferma una passeggiata di salute per Matteo Salvini, applausi alla partenza, doppia dose di applausi alla fine, fiducia granitica in Salvini, reduce da una settimana difficile che aveva visto qualche malumore tra i grandi elettori del Carroccio per la gestione della nomina del Capo dello Stato. Il segretario ha gettato quintali di litri d'acqua sulla brace che ardeva sotto la cenere dei candidati bruciati sull'altare della riconferma di Mattarella e ha incassato un eccellente risultato. Pieno mandato a Salvini per allargare la Lega alla ricerca di alleanze
Alternative alla sinistra, il progetto del Partito Repubblicano che ruota intorno al rilancio dell'idea di federazione del centrodestra. Totale appoggio alle battaglie per condizionare il governo in tema di riaperture, stop alla discriminazione dei bambini non vaccinati a scuola, lotta all'immigrazione clandestina e al caro bollette. Se qualcuno aveva qualcosa in contrario è stato zitto, quindi per un po' nessuno può parlare in dissenso, anche perché Salvini, per confermare all'esterno l'immagine di compattezza della Lega, ha chiesto e ottenuto che sulla linea del partito tutti ci mettano la faccia, dai governatori delle regioni a chi ha incarichi a Roma. Federale è il luogo della consacrazione di Matteo Salvini. È stato ridisegnato per questo scopo, fin dai tempi di Bossi era utilizzato per inchiodare i rivali interni. È comunque un fatto, scrive Senaldi su Libero, che con la Meloni Salvini è il solo leader che al momento non ha problemi all'interno del proprio partito. La sua sfida, come quella di Giorgia Meloni, si gioca in trasferta sulle potenzialità di allargamento ad altre forze e agli elettori. E qui la differenza con Giorgia Meloni è marcata. Lei si sente delusa, senza amici, ma forte al punto da considerare di ballare da sola per crescere ancora. Lui è in versione federatore, anche Salvini si è sentito ostacolato dagli alleati per la trattativa Quirinale, ma è in fase di ricucitura. Non ha chiuso la porta a Fratelli d'Italia, tende ad archiviare la polemica dei giorni scorsi, a lavorare sull'idea della Lega come partito con vocazione di governo, così la vede Pietro Senaldi in prima pagina su Libero. Sempre dalla prima pagina di Libero, poi, tutta Europa leva le mascherine, da noi resteranno per settimane, mentre il Covid svanisce, i divieti aumentano. Poi c'è un'iniziativa di Libero, i racconti degli esuli istriani, i figli degli istriani senza terra né radici. In prima pagina e a pagina 24, questa iniziativa del quotidiano di Alessandro Sallusti, con l'Unione degli Istriani e la piattaforma per scrittori Kepaun, che ha organizzato Raccontare per ricordare. È il primo concorso letterario dedicato all'esodo giuliano-dalmata, una rassegna aperta anche a chi non ha vissuto la tragedia. Dal 10 febbraio fino al 15 settembre potete pubblicare i vostri racconti, scrive Libero, sulla piattaforma Kepaun. Una giuria prestigiosa sceglierà i migliori. Gli autori vinceranno un soggiorno in Istria e Dalmazia e la pubblicazione dei loro scritti. Oggi Libero pubblica alcune testimonianze della tragedia dei profughi, i figli degli esuli sradicati da tutto, senza una terra da rimpiangere, un'intera generazione cresciuta tra le lacrime dei vecchi e la conta degli infoibati, giovani che si sono sentiti altrove rispetto a luoghi che non hanno conosciuto. Così in prima pagina su Libero, i figli degli istriani senza terra né radici. A chiudere la prima pagina di Libero Filippo Facci, abbassati i prezzi per evitare la prigione, una sentenza della Corte Costituzionale, il costo della libertà è 250 euro al giorno. Sono troppi, scrive Filippo Facci in prima pagina. Per i giudici evitare il carcere costa troppo, il pronunciamento della Corte Costituzionale. Le condanne fino a 6 mesi si possono commutare in pena pecuniaria pagando 250 euro per ogni giorno di condanna. Sono 7.500 euro al mese. Solo chi ha disponibilità economica ne può godere. I meno abbienti invece finiscono in cella per reati minori. Secondo la Corte Costituzionale si viola il principio di uguaglianza di fronte alla legge. La soglia minima viene così di fatto abbassata a 75 euro. È la nuova tariffa, scrive Filippo Facci in prima pagina su Libero. La legge non è uguale per tutti. Una delle ragioni per cui non lo è che se un cittadino non ha i soldi per un avvocato decente deve accontentarsi di quello concesso dallo Stato, il gratuito patrocinio, che è un avvocato che spesso se ne fotte, scrive Filippo Facci in prima pagina, perché prenderà gli stessi soldi, pochi, quale che sia la sentenza. Un'altra ragione per cui la legge non è uguale per tutti è quella di cui ci occupiamo oggi, che è, oppure era, questa. Un cittadino con pochi soldi, se viene condannato a pena pecuniaria sostitutiva del carcere, e può succedere se becchi meno di 6 mesi, ma non hai soldi per pagarla o ha ragione di non farlo, finisce comunque dentro, anzi potrebbe sceglierla come opzione preferenziale se reputasse la cifra troppo alta. E qui arriva la notizia: dopo 41 anni la Corte Costituzionale si è accorta che la cifra minima giornaliera che un cittadino deve pagare in sostituzione del carcere, 250 euro,
è troppo alta e premia soltanto chi può permettersela. La pena pecuniaria sostitutiva del carcere possono comminartela solo per pene uguali o inferiori ai 6 mesi. Fate voi il calcolo, anche un povero di quelli veri, per evitare le sbarre, nella peggiore delle ipotesi deve possedere 45.000 euro da sborsare sull'unghia, potrebbe non averli, oppure, se fossero i risparmi di una vita, potrebbe decidere che 6 mesi in carcere possano valerli, ma all'uscita dal penitenziario è più probabile che gli effetti siano più criminogeni che risocializzanti. Tradizione, non era un ladro, lo diventa. C'è anche il casus belli. Il Tribunale di Taranto ha condannato un tizio per violenza privata, aveva patteggiato 3 mesi di carcere sostituibili con soldi, 22.500 euro, 7.500 al mese. Avrebbe dovuto pagare molto più dei suoi redditi annui. Chiaro che un tizio ricco se ne può fregare e dire io ce ne metto 2 di auto davanti al passo carraio da cui era nata la causa, tanto poi pago e ciao. Sta di fatto che la Corte Costituzionale si è accorta che c'è sempre più gente che sceglie il carcere piuttosto che pagare la pena pecuniaria. La sentenza 28 depositata ieri ha dichiarato parzialmente incostituzionale un articolo di legge perché viola i principi di eguaglianza dei cittadini e finalità rieducativa della pena. Il carcere è uguale per tutti, ma la pena pecuniaria no. In sostanza la Corte ha abbassato la soglia dai 250 euro a 75 euro, lasciando immutato il limite massimo giornaliero di 2.500 euro per chi abbia soldi. Comunque il tema è questo qui. Chi può permettersi di evitare il carcere pagando, diciamo così. Da Libero adesso passiamo a dare un'occhiata anche agli altri quotidiani, in serie rapida. Andiamo su Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica. Parole disarmanti è il titolo d'apertura. Putin minaccia ancora l'Ucraina, ma tra i ministri di Russia e Stati Uniti il dialogo è aperto. In campo anche Draghi per la mediazione. Il presidente russo dice gas assicurato all'Italia. Di spalla c'è l'editoriale firmato da Maurizio Ambrosini, Energia umana per il bel paese. Con la ripresa economica e gli incentivi di governo i cantieri edili sono in fermento ma stentano a trovare i lavoratori. L'Associazione Nazionale Costruttori Edili Lance qualche mese fa stimava una carenza di 250.000 lavoratori per completare le opere previste dal famoso PNRR, il piano di ripresa e resilienza. Gli immigrati hanno fornito all'industria delle costruzioni un apporto indispensabile. Nel nostro paese grandi opere come le Olimpiadi invernali di Torino e Expo di Milano sono state ultimate in tempo utile, scrive Avvenire, anche grazie al lavoro degli immigrati, un lavoro che in edilizia è faticoso, esposto a condizioni climatiche avverse e a rischio infortuni. Meno evidente è il fatto che in questo settore, oltre a rappresentare una quota ingente della manodopera, il 17,6% del totale nel 2019, gli immigrati si propongono anche come lavoratori indipendenti e titolari di impresa. Dopo anni difficili, la ripresa dell'edilizia si sta traducendo in un incremento dei titolari di attività nati all'estero. 6.265 operatori in più nel 2020, pari a un più 4,5%. Sul totale delle imprese di settore, i titolari nati all'estero sono il 17,4% e il fenomeno si registra anche in altri ambiti di attività economica, primo fra tutti il commercio al dettaglio, il commercio ambulante. Qui la crescita è stata più contenuta, ma in controtendenza rispetto al ritiro dei titolari italiani. E una visita ai mercati all'aperto in molte città del centro-nord sarebbe un'esperienza istruttiva per farsi un'idea dei volti, dei nomi, rispetto a quanto le statistiche registrano. Oltre la metà dei banchi dei mercati sono oggi gestiti da commercianti di origine straniera. La piccola borghesia delle attività autonome, anche in Italia, non riesce più a riprodursi in maniera sufficiente. I figli studiano, cercano altri sbocchi. Gli orari, le condizioni di lavoro, i guadagni incerti non li attraggono più, subentrano nuovi titolari, scaturiti da strati sociali più popolari e oggi sempre più nati all'estero, cioè stranieri. Anche grazie a loro resta viva una tradizione delle città italiane, i mercati all'aperto. Così su
Avvenire, che poi si occupa dei rapporti Italia-Libia, 5 anni di detenzioni, violenze e respingimenti illegali. Nel 2017, dopo l'intesa, una prima nave italiana bloccò i migranti. A pagina 4 c'è il focus di Avvenire. Nel 2021, su 32.000 profughi intercettati dai guardacoste libici, si ha notizia di 12.000 persone in 27 centri di detenzione ufficiali. Di altri 20.000 si è persa ogni traccia. Ancora in primo piano poi su Avvenire, la risalita precaria del lavoro, il recupero di posti di lavoro inghiottiti dalla pandemia è un dato di fatto, il tasso di occupazione è tornato al 59% del febbraio 2020, ma sulla ripresa si allungano le ombre sulla qualità del lavoro, sempre più fragile, con contratti a tempo determinato che documentano preoccupazioni per il presente e incertezze per il futuro, scrive Avvenire. Da Avvenire passiamo a dare un'occhiata al Domani, che come dicevamo apre con questa notizia dell'indagine su Conte, il capo dei 5 Stelle. La Guardia di Finanza ieri è andata a casa di Conte, nel mirino i contratti di consulenza. I militari hanno acquisito da Conte fatture e consulenze fatte al gruppo Acquamarcia, poi fallito. Indagine della Procura di Roma anche sulle parcelle dell'avvocato Alpa, il maestro di Conte, e di altri 2 avvocati del concordato Acquamarcia. Qualche settimana fa la Guardia di Finanza in segreto, su ordine della Procura di Roma, ha bussato a casa di Giuseppe Conte e ha chiesto all'ex Presidente del Consiglio di acquisire fatture e documenti delle consulenze d'oro, circa 300-400 mila euro, non tutti pagati, che lui ha svolto per alcune società di Francesco Bellavista Caltagirone, ex patron del gruppo Acquamarcia. I militari hanno rintracciato il capo del Movimento 5 Stelle nell'appartamento studio di via della Fontanella a Borghese, dove vive con la compagna Olivia Paladino, e poi sono andati dal mentore di Conte, l'avvocato Guido Alpa, che da Caltagirone ha ottenuto incarichi da quasi $500.000 per la ristrutturazione del debito del gruppo delle società di Francesco Bellavista Caltagirone, appunto ex patron del gruppo Acquamarcia. La Guardia di Finanza ha acquisito presso l'abitazione studio di Giuseppe Conte fatturi e documenti per 300-400 mila euro di consulenze d'oro che Conte ha svolto per il gruppo Acquamarcia, giusto appunto. La Guardia di Finanza ha svolto anche acquisizioni simili dagli avvocati Enrico Caratozzolo e Giuseppina Ivone, che hanno lavorato insieme a Alpa e Conte al concordato preventivo di Acquamarcia. Il nuovo fascicolo di indagine è senza indagati, modello 44, ed è arrivato da poco sulla scrivania della magistrata romana Maria Sabina Calabretta. La Pubblico Ministero ha ereditato la pratica dai colleghi di Perugia che indagano sulle dichiarazioni dell'imprenditore Piero Amara, dell'avvocato Amara. Come ha scoperto Domani, ad aprile dello scorso anno, Amara, al centro dello scandalo della presunta loggia Ungheria, oggi in carcere per aver corrotto giudici in giro per l'Italia, nel dicembre del 19 aveva detto ai magistrati di Milano di avere raccomandato alcuni avvocati a Fabrizio Centofanti, al tempo capo delle relazioni istituzionali del gruppo Acquamarcia di Francesco Bellavista Caltagirone. Secondo l'avvocato Amara, le nomine erano condizione fondamentale per riuscire a ottenere l'omologazione del concordato dai giudici del Tribunale di Roma. Conte ha negato subito raccomandazioni, ipotizzando denunce per calunnia. L'inchiesta da Milano era stata trasferita alla Procura di Perugia perché le dichiarazioni lasciavano intendere che qualche giudice di Roma avesse commesso illeciti. Adesso l'inchiesta è arrivata a Roma perché nessun magistrato romano è stato identificato dalla Procura di Perugia, di Raffaele Cantone, che però non ha voluto archiviare la pratica. Calabretta, che investiga su Acquamarcia, la Pubblico Ministero, anche in merito a un altro filone, bancarotta fraudolenta, centinaia di milioni di euro, la PM Calabretta, insomma, dovrà ora verificare se c'è qualcosa di penalmente rilevante o se le consulenze dei 4 avvocati si sono svolte correttamente. A Domani risulta che Alpa abbia fatturato alle società di Bellavista Caltagirone una cifra vicina a 400.000 euro, ma di queste ne sarebbero state incassate effettivamente poco più di 100.000. È andata meglio a Caratozzolo, gli incarichi ottenuti superano il 1.500.000 già pagati.
Ivone, avvocato cassazionista, che ha uno studio con Fabrizio Di Marzio, con direttore con Conte della rivista giuridica giustiziacivile.com, ha ricevuto contratti per oltre 2 milioni di euro, 1 milione e 2 già saldati. Secondo altre fonti, Conte avrebbe ottenuto tra il 2012 e il 2013 un incarico per un valore totale di 400.000 euro. Giuseppe Conte ha detto al Domani che comunque i suoi guadagni erano stati incassati solo in parte. Una lettera firmata da Centofanti e dal figlio di Bellavista Caltagirone, Camillo, evidenziava che Conte, per fare una ricognizione dei rapporti giuridici di una società controllata, Acquamare, nella cui CDA sedeva lo stesso Amara, avrebbe ottenuto 150.000 euro. Non sappiamo se i finanzieri abbiano chiesto al numero uno dei grillini, scrive Domani, anche le fatture per un altro business dell'avvocato del popolo, le consulenze ricevute dal gruppo pugliese di Leonardo Marseglia, un imprenditore che nel 2015 riesce a comprarsi, a prezzo stracciato, uno degli alberghi del gruppo Caltagirone più prestigiosi, il Grand Hotel Molino Stucchi di Venezia. L'acquisto è stato fatto attraverso una complicata operazione finanziaria che Marseglia ha realizzato grazie all'aiuto decisivo di 2 consulenti, il solito Giuseppe Conte, che aveva lavorato poco tempo prima per la controparte e conosceva bene i documenti del concordato, e l'architetto pugliese Arcangelo Taddeo, che era stato voluto da Marseglia nonostante fosse stato da poco condannato in primo grado a 17 anni di carcere per bancarotta fraudolenta e associazione a delinquere, pena confermata in Cassazione. Come mai Conte, capo politico di un movimento che ha fatto della guerra e conflitti di interesse un mantra, ha accettato di lavorare all'acquisizione del Molino Stucchi, nonostante avesse lavorato già per Caltagirone? E perché ha chiuso un occhio sul fatto che avrebbe lavorato braccio a braccio con un tecnico comunale condannato a 17 anni di galera? Non vedo nessun conflitto di interesse, aveva detto Conte, si tratta di epoche diverse, l'incarico per Marseglia risale a 2 anni dopo. Quanto a Taddeo, secondo voi, dovevo per principio evitare l'operazione Stucchi perché c'era un condannato per bancarotta? Così Giuseppe Conte, così apre Domani. Domani di spalla poi si occupa con Giorgio Meletti del super bonus 110%. Lo Stato scopre di essere criminogeno sul super bonus, tecnici o politici. Di chi è la colpa? È la vicenda delle truffe relative ai bonus fiscali anti-Covid, che batte ogni record. Abituati all'inventiva con cui i criminali trovano modo di spillare soldi allo Stato, scrive Giorgio Meletti, stavolta scopriamo che sono stati i nostri super burocrati, capi di gabinetto, capi del legislativo, eccetera, con la complicità di politici in malafede o incapaci, a inventare un meccanismo che sembra studiato da un delinquente e invece il delinquente, in questo caso intercettato, non si capacita e dice che lo Stato italiano è pazzesco, vogliono essere fregati praticamente. Su questo Domani fa un servizio di dettaglio, lo vediamo tra poco. Intanto c'è un'intera pagina dedicata a Di Maio a pranzo con Belloni, la numero uno dei servizi segreti, già candidata per poco tempo alla presidenza della Repubblica. Si prepara per lo scontro con Giuseppe Conte. In attesa del faccia a faccia con Conte, Di Maio raccoglie appoggi e si atteggia a leader. Punta su Raggi e Appendino per ritrovare l'appoggio degli iscritti e quello del fondatore Beppe Grillo. Per quanto concerne invece la questione del manganello a Torino, la repressione degli studenti, le vittime della strategia del manganello, titola ancora Domani. Sara e Dimitri sono 2 ragazzi scesi in piazza per ricordare la morte di Lorenzo Perelli e chiedere l'abolizione dell'obbligo alternanza scuola-lavoro. I loro volti tumefatti sono diventati il simbolo della violenza della polizia, le loro testimonianze raccolte dal Domani, che poi dedica, dicevamo, un servizio di Youssef Hassan Olgado e Nello Trocchia ai super bonus edilizi che fanno felice la camorra e l'inchiesta di Perugia. I criminali utilizzano la cessione dei crediti di imposta, la spesa sostenuta è fittizia, il rimborso ricevuto dallo Stato è reale e i soldi vengono poi investiti in criptovalute o messi in conti esteri. I bonus per le ristrutturazioni introdotti dal governo Conte 2 sono diventati un pozzo senza fondo per truffatori, cricche, uomini legati al crimine organizzato. Sono 4 i miliardi saccheggiati da predatori che hanno utilizzato le maglie larghe offerte da norme
diventate strumenti per frodare le casse pubbliche. Emerge dalle indagini della Guardia di Finanza, l'ultima coordinata dalla Procura di Perugia, procuratore Raffaele Cantone. L'inchiesta ha portato al sequestro di beni e crediti per un valore di 103 milioni di euro che si aggiungono agli oltre 440 milioni sequestrati dalla Procura di Rimini lunedì, con 200 uomini delle forze dell'ordine impegnati in diverse regioni d'Italia sulla questione dei bonus per le ristrutturazioni governo Conte 2. I finanzieri hanno sequestrato quote di un'azienda operante in provincia di Perugia e soprattutto crediti di imposta maturati da 2 indagati, quelli nella disponibilità dell'azienda, ma anche quelli ceduti a terzi, società attive in Emilia-Romagna, Campania, Lombardia. Il meccanismo della cessione dei crediti di imposta, la spesa sostenuta è fittizia, il rimborso ricevuto dallo Stato è reale, i soldi non sono mai usciti, ma lo Stato li rifonde a spese del contribuente. La mente dell'operazione ha numerosi legami con la criminalità organizzata, l'ombra della camorra. A generare i crediti sono imprenditori campani che poi li ricomprano, generando milioni di introiti senza fatica. La monetizzazione dei crediti di imposta inesistenti è diventato un settore di guadagno per cordate legate al crimine organizzato. La mente dell'organizzazione è un evasore totale che nella sua disponibilità ha crediti milionari maturati attraverso l'utilizzo di una società operante nel settore commercio di autoveicoli. I soggetti cedenti e cessionari presentano profili di criticità, scrive il giudice Natalia Giubilei, non avendo presentato dichiarazione dei redditi o dichiarato redditi esigui e laddove proprietari di immobili comunque non svolgono attività tali da generare i volumi di credito di imposta indicati. Super bonus edilizi che fanno felice la camorra. Altro tema, e chiudiamo dal Domani di stamattina, il Mose e il grande inganno, siamo a Venezia e dintorni per nascondere i problemi. La barriera fra la laguna e il Mar Adriatico non è mai stata ultimata, il terminal di Marghera per le grandi navi richiede di muovere fanghi inquinanti, nonostante le promesse nessuno si fa carico dei problemi ambientali. Gli scavi sono il vero affare in laguna di Venezia, valgono tra i 70 e i 90 milioni di euro, scrive Domani, dal quale vi segnalo anche il pezzo di Mario Seminerio, economista, sull'errore della Banca Centrale Americana, la teoria del debito buono, che si sta rivelando un'illusione. Saranno dolori quando ci sarà da ripagare il debito. Ma passiamo a vedere anche la prima pagina del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Apertura dedicata a Draghi e al falso boom economico. Un anno con Mario, cresce soltanto il lavoro precario. Fa anche rima. Altro che boom, cresce solo il lavoro precario. Cosa ci dicono i dati sulla ripresa economica? Ci stanno ammirando, ha detto il ministro Renato Brunetta il 31 gennaio. È un'Italia mai vista e per questo squadra che vince non si cambia. In realtà le cose sono un po' diverse, scrive il Fatto. Grande Stampa e governo sono in estasi per il più 6,5% del PIL nel 2021, ma resta sotto i livelli pre-Covid e pre-2008. I 3/4 dei nuovi posti di lavoro sono a tempo e i salari restano fermi. E poi c'è l'inflazione che abbassa il potere d'acquisto. Intanto Cingolani è il vero furbo. A Leonardo Finmeccanica faceva affari con la Solvay e Porte Girevoli da ministro accelera alla Solvay il via libera ambientale. La denuncia era stata fatta su Libero l'altro giorno, viene ripresa adesso anche dal Fatto Quotidiano. Inquinamento a Rosignano in Toscana, Cingolani sbatte sulla Solvay. Da manager di Leonardo firmò l'intesa con l'azienda, da ministro estende al 2034 i permessi ambientali e i 5 Stelle lo attaccano. Nella stessa pagina c'è poi un'intervista a Vittorio Feltri, il direttore editoriale di Libero, che stronca Salvini come Fini e la Meloni arriverà al 30%, strategia suicida. Salvini si sta comportando come a suo tempo fece Gianfranco Fini e non è andata bene, prevede Vittorio Feltri. Mentre sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, intervista al professor Crisanti, ormai il 90% dei cittadini italiani ha gli anticorpi,
Togliamo il Green Pass. Dopo la terza dose, certificato senza limiti, propone il governo, senza limiti di tempo per il Green Pass per chi ha fatto 3 dosi di vaccino. La proposta oggi in Consiglio dei Ministri. Dice il professor Crisanti, la maggior parte della popolazione è protetta dalla terza dose o è guarita. Serve un'indagine sierologica come in Gran Bretagna. Pagina 8 c'è l'intervista di Alessandro Mantovani al professor Andrea Crisanti. Col 90% di vaccinati l'obbligo non ha più senso, è solo un'arma politica. Obiettivo raggiunto, insistere inasprisce il clima sociale, il 100% di vaccinati non esiste. Per scoprire chi è davvero protetto serve un'indagine sierologica come in Inghilterra, nel Regno Unito. Poi c'è la politica, Gigino a cornetta, c'è Gigino a Purpetta, che è un deputato, un politico illustre di Forza Italia in Campania. C'è Gigino a cornetta, che sempre in Campania è Di Maio, che recluta truppe, ma i tweet contro di lui sono veri, scrive Il Fatto in prima pagina. E sempre dalla prima pagina del Fatto il commento di Marco Travaglio, oggi intitolato Mini Mario. Un anno fa, 2 febbraio 2021, Mattarella chiamò Draghi per sostituire Conte, dimissionario dopo aver avuto la fiducia di Camera e Senato, con un coso mai visto prima. Mattarella parlò di governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica, con tutte le forze politiche presenti in Parlamento. Sfortunatamente, scrive Travaglio, abboccarono tutti i partiti tranne fortunatamente uno, se no avremmo avuto un coso già visto prima, ma nelle dittature. Il progetto di Mattarella era chiaro: cancellare il popolarissimo Premier, cioè Conte, che aveva gestito la pandemia, portato a casa 209 miliardi di PNRR, raddrizzare le gambe agli elettori che avevano sbagliato a votare nel 2018 per un cambiamento radicale ribattezzato dai Gattopardi populismo e sovranismo, neutralizzare i partiti vincitori, in quel caso erano Lega e 5 Stelle, annegandoli in una maggioranza così ampia da renderli ininfluenti e infiltrando in ciascuno di essi un PDD, partito di Draghi, per scardinarne le leadership e riportarli a più miti consigli. Perciò i ministeri politici furono scelti con rare eccezioni fra i più allineati al sistema. Di Maio per i 5 Stelle, gli anti-salviniani Giorgetti, Garavaglia, Stefani per la Lega, i lettiani nel senso di Gianni Letta, Brunetta, Gelmini e Carfagna per Forza Italia, più i piddini già allineati per DNA. L'avvento di Letta, nel senso di Enrico, al vertice del PD agevolò la restaurazione. Il cerchio si sarebbe chiuso se Beppe Grillo, dopo aver trascinato i 5 Stelle nel governo dei grillini Draghi e Cingolani, avesse buttato fuori Conte dopo avergli dato le chiavi, ma la congiura fallì per rivolta dei militanti. In ogni caso, chi aveva architettato questo bel progettino era certo, scrive Marco Travaglio, che Super Mario avrebbe fatto tali miracoli da lasciare senza fiato gli italiani, regnando sull'Italia, l'Europa e l'orbe terracqueo per almeno 10 anni. Invece non ne azzeccò quasi nessuna, mentre la maionese della maggioranza impazziva. Allora tentò la fuga al Quirinale, ma malgrado le sue frenetiche manovre non se lo filò nessuno, 5 voti per lui, costringendo Mattarella a tagliarsi la faccia e a smentire mesi di rielezione mai, pur di salvare il salvabile del piano Gattopardo. Risultato, conclude Marco Travaglio, tutte le massime istituzioni sfregiate o screditate. Il nuovo capo dello Stato, nuovo tra virgolette, che rinnega la parola data come un napolitano qualsiasi. Super Mario sconfitto, umiliato, ridotto a mini Mario, la Presidente del Senato ridicolizzata in diretta TV, la direttrice del DIS impallinata da Letta Junior, Di Maio, Forza Italia e frattaglie varie, e screditata dalla foto con Gigino, la maggioranza in frantumi con le coalizioni e i partiti in pezzi, la cosiddetta antipolitica ai massimi storici, col nuovo boom dell'astensionismo, è un solo partito che ci lucra, l'unico che sta all'opposizione, il più, virgolette, populista e sovranista, chiuse le virgolette, fra quelli che i Gattopardi volevano radere al suolo. Bei pirla, conclude
Marco Travaglio sul Fatto di stamani. Dal Fatto passiamo velocemente a vedere anche le altre prime pagine. Adesso il Foglio innanzitutto, una scorsa rapida, in taglio alto il dizionario della crisi di nervi di Putin in Ucraina, scritto da Daniele Raineri, da gruppo tattico di sfondamento a bunker passando per le milizie in tuta di acrilico, il caso Ucraina in apertura, e poi il Green Deal dell'Unione Europea, tutti i fronti e le divisioni sulla tassonomia dell'Unione Europea. La Commissione Europea non vuole fare passi indietro, le critiche aumentano e non vengono soltanto dai Paesi membri, troppi compromessi nel Green Deal della Commissione Europea, che oggi presenterà formalmente la sua proposta per inserire gas e nucleare nella tassonomia, come viene definita la classificazione degli investimenti considerati in linea col Green Deal. Per quanto concerne invece la politica interna, il capo del DIS, Elisabetta Belloni, che soccorre Di Maio in guerra con Conte, storia di una foto inopportuna, servizi segreti molto Belloni, titola il Foglio in prima pagina. Oltre a questo c'è anche il capo dei vescovi tedeschi che dà la caccia a Benedetto XVI e gli chiede di chiedere scusa. Il Papa cosa dice? Il Papa Francesco: ma quali bugie? La vicenda del prete pedofilo coperto da Ratzinger è a pagina 1051 della biografia di Ratzinger. Perché si dà la caccia a Benedetto XVI? Punto di domanda. Tornando alla politica interna, invece, c'è Tajani Confidential sul Foglio di oggi. Il numero 2 di Forza Italia, Antonio Tajani, ci racconta le notti del romanzo quirinale tra Salvini, Draghi e Meloni. Avevo il curriculum, dice Tajani, ma sono il coordinatore di Forza Italia, partito della mediazione, e non era possibile candidarsi al Quirinale. Antonio Tajani è il più amato da Silvio Berlusconi. Il vero uomo che ha deciso le sorti di questa elezione, che ha chiamato Mattarella per comunicargli la notizia, è stato Berlusconi, dice Tajani. È l'unico che anche quando non partecipa vince. Sesto piano, Camera, sabato mattina, vertice di maggioranza, racconta Tajani al Foglio. Siamo negli uffici di Forza Italia, ex ufficio di Brunetta. In quella stanza viene deciso il nome del nuovo capo dello Stato. La sera prima, la notte prima, eravamo al ristorante Maxela, scrive il Foglio riportando il racconto di Tajani sul romanzo Quirinale. Era notte, il centrodestra, come cantava Buscaglione, se ci penso aveva un po' le ossa rotte. Il presidente Tajani, la sua Forza Italia, lucidi, cartesiani, sapevamo cosa volevamo, dice Tajani al Foglio. Giovedì sera ricevo il mandato di negoziare da parte di tutti i partiti del Partito Popolare Europeo. Cesa, Lupi, De Poli, Toti, Ronzulli, Gasparri, Barelli, Bernini, Quagliariello, eravamo tutti lì. Abbiamo tramato contro Mario Draghi per niente, tant'è che giovedì pomeriggio sono stato ricevuto dal Premier, un'ora di colloquio. Certamente non eravamo contro Draghi. Momento decisivo, 24 ore alla fine di tutto. Un ricordo di Tajani: incontro Draghi a Palazzo Chigi e gli dico che per noi lui è come Maradona, ma non si diventa Maradona indossando la maglia di Maradona, non ci sono sostituti politici possibili, Draghi deve restare al suo posto e Draghi ascolta. I giornali e le agenzie scrivono che Draghi è pronto a lasciare il governo se non viene eletto uno tra Mattarella e Amato. Racconta Tajani: entro a Palazzo Chigi, mi siedo, spiego al Premier che lo schema è chiaro. Un politico al Quirinale, un tecnico a Palazzo Chigi. 2 tecnici no. E invece ricevo la conferma da parte sua che per nessun motivo lascerà la guida del governo. Draghi è stato impeccabile, racconta ancora Tajani oggi al Foglio. E ora, come tutto è iniziato, la terna, la cinquina di Salvini. Dopo il rifiuto di Berlusconi si propone la terna. Decidiamo di lasciare 2 figure fuori, la mia e quella della Casellati. La reazione della sinistra è durissima. Letta risponde che faranno tutti la fine di Berlusconi. E poi chiederà scusa. È stato bravo Letta, dice Tajani. Inizialmente la mossa di Forza Italia è l'astensione, un'idea lanciata da Gregorio Fontana. Fratelli d'Italia risponde con Crosetto, la Meloni infuriata sceglie Crosetto, la rosa del centrodestra non sfonda le resistenze della sinistra. Tajani cosa fa? La chat di Forza Italia ribolle, parlo con Meloni e Salvini, mi convinco che bisogna lanciare il nostro nome, Berlusconi, ma Meloni dice no, si oppone con durezza. Respingo
E argomento: non do lezioni a nessuno, ma non prendo lezioni da nessuno, racconta Tajani. Si arriva al nome della Casellati, figura a suo tempo votata dal Movimento 5 Stelle. Si dice che lei volesse riprovarci per un secondo giro, non importa. Cassese, cosa c'entra? Il pomeriggio che Salvini decide di citofonargli, avvisa Tajani? Ancora non ha capito se l'abbia incontrato o meno, dice Tajani. Cassese piaceva anche alla Meloni. Per quanto concerne Forza Italia, Cassese aveva definito Berlusconi un pregiudicato, non si poteva votarlo. Casini: mantengo ponti telefonici con Renzi e Maria Elena Boschi, anche lei fa parte del romanzo, si vuole andare su Casini. Forza Italia ci sta, Roberto Speranza era pronto a votare Casini, salta fuori il nome della Belloni. Un'idea che ha sempre avuto Conte, me ne aveva già parlato, racconta Tajani. Piace a Salvini, si aggiunge anche Giorgia Meloni. Nulla contro di lei, la Belloni, ma non va bene, dice Tajani. Anche Di Maio la blocca, ha giocato molto bene la sua partita. Al contrario di Salvini, non voglio dare pagelle, dice Tajani, siamo alle pagine finali. Salvini dice no a Casini, carta finale, il nome della Cartabia, lo fa Salvini, ma Conte ha un problema con i suoi. Il nome dell'outsider, Paola Severino, impensabile per Forza Italia. E poi la pace con Mattarella. Berlusconi che alza il telefono, chiama Mattarella, non potevamo più perdere tempo e non è vero che lo abbiamo perso. Ho fatto la mia parte, Tajani è il vincitore del premio Strega, sezione Quirinale, scrive oggi il Foglio in prima pagina. Questa è la versione di Tajani. Sul Foglio c'è anche l'intervista a Carlo Nordio, che spende parole di elogio straordinario sia per Mattarella al Colle che per Draghi a Palazzo Chigi. Dice il magistrato in pensione, Carlo Nordio: sono la migliore soluzione che potesse capitare all'Italia. Nordio è stato anche il candidato di Fratelli d'Italia. Mattarella al Quirinale, Draghi al governo, la miglior soluzione che ci potesse capitare. Un'affermazione portentosa, quella di Carlo Nordio, che ha sfiorato, per così dire, l'ascesa al Quirinale. Già a luglio dello scorso anno avevo auspicato una proroga di Mattarella, spiega Nordio, almeno per un anno, al fine di consentire a questo Parlamento e a questo governo di proseguire l'attività fino alla scadenza della legislatura. Certamente ho accettato la candidatura di Forza Italia, la mia disponibilità l'ho data quando il presidente Mattarella ha chiarito a più riprese che non avrebbe accettato un secondo incarico, ma per me era meglio che Mattarella rimanesse lì. E quindi, dice Nordio, ottimo, Mattarella al Colle, Draghi a Palazzo Chigi. C'è poi la riunione del Consiglio federale della Lega in prima pagina sul Foglio. Salvini riunisce i suoi, conferma di non decidere, un po' PPE, un po' fasci portoghesi, scrive il Foglio in prima pagina. Lasciamo anche il Foglio, adesso andiamo velocemente a vedere anche la prima pagina del Giornale di Augusto Minzolini. L'apertura, lo vediamo subito, è dedicata alla congiura di Di Maio, i lunghi coltelli nel Movimento 5 Stelle. Di Maio raduna le truppe contro Conte, chiama a rapporto 3 donne, Appendino, Raggi, Belloni. Parte la riconquista del movimento. La Lega sta con Salvini, Giorgetti esprime dubbi sul governo, scrive il Giornale, che mette in primo piano anche l'esempio della Danimarca in tema di Covid. L'esempio danese fa sperare il mondo, Covid non è più socialmente pericoloso e da noi è scontro sulla scuola, in attesa di allentare le regole. C'è anche il pezzo sul Festival di Sanremo che inizia con 3 stecche, cannabis propagandata da Ornella Muti, mafia, Saviano e blasfemia del cantante che si è autobattezzato in diretta, e poi l'intervista di Fausto Biloslavo al Marò Massimiliano Latorre. Noi Marò, la forca e l'onore restituito. Poi la vediamo meglio questa intervista. Luca Fazzo. Ecco, scusami Giulio, è soltanto per avere la conferma che riesci a leggere la chat, perché siamo alle 8.33, dobbiamo fare la pausa. Pausa, non ho letto niente, non è arrivato il messaggio. Comunque andiamo in pausa, sono le 8.33 giustamente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
L'anticiclone torna ad estendersi con sempre più maggior vigore sul nostro paese e regalerà una giornata decisamente stabile ovunque. In mattinata tutto sole da nord a sud con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi e con lievi disturbi isolati solamente sui confini alpini, dove non sono da escludere anche delle spruzzate di neve fino a quote molto basse. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera particolarmente rilevante. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Stefano Ghetti. Avete ascoltato le previsioni del giorno. E dopo il primo brano musicale ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca. Eccoci qua, ci risiamo e avremo modo adesso di fare un salto in avanti come al solito nella mattinata. Intanto però abbiamo ascoltato il primo brano musicale di oggi, della giornata del 2 di febbraio. Avrete senza dubbio riconosciuto la musica, la voce anzi di Frank Sinatra, The Voice per eccellenza, giusto appunto. Oggi mercoledì 2 febbraio. Il 2 febbraio del 1940 a Indianapolis debuttò come cantante con l'orchestra di Tommy Dorsey, l'abbiamo sentito qui, appunto Frank Sinatra. Qui abbiamo sentito I'll Be Seeing You, uno dei suoi numerosissimi cavalli di battaglia. Intanto benvenuto e buongiorno a Carola Rossi, che quest'oggi ci propone una versione molto particolare del suo talk. Buongiorno Carola, dalle 12 alle 13. Che cosa ascolteremo stamani?
Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, oggi appuntamenti speciali perché nella prima parte di Talk avremo uno speciale Sanremo, quindi grazie al collegamento in diretta con il nostro inviato Marco Menguni, il giornalista del secolo XIX, ci vedremo insomma un po' una panoramica di quella che è stata la prima serata del Festival di Sanremo. Tra l'altro insomma è stata una serata un po' particolare, caratterizzata da qualche disguido tecnico, qualche polemica, quindi col nostro inviato oggi vedremo un po' che cosa effettivamente è successo, com'è l'umore in quel di Sanremo. Nella seconda parte invece dalle 12.30 alle 13 diamo il via a una nuova rubrica, uno speciale che ci accompagnerà nei prossimi mesi in compagnia di una voce da nota per Radio Libertà che è Carla De Bernardi, e insieme a lei inizierà la rubrica La Meneghina. Quindi, come si può intuire un po' dal titolo, poi Carlo ovviamente ci spiegherà più tardi il perché insomma di questo titolo e lo scopo di questa rubrica, però insomma capiremo chi è questa Meneghina che ci porterà alla scoperta della storia della città di Milano, non solo attraverso fatti storici, ma cercheremo di capire anche proprio usi, costumi, tradizioni, avvenimenti, aneddoti particolari che hanno reso Milano quella che è. Quindi veramente un viaggio interessante alla scoperta di una città meravigliosa e che spesso non è conosciuta in tutti i suoi aspetti, quindi sicuramente un appuntamento da non perdere in compagnia della nostra Carla De Bernardi. Bene, grazie allora Caro, l'appuntamento alle 12, dalle 12 alle 13. Due parti per il nostro talk. A più tardi Carola, grazie, buona mattinata. Dalle 9.30 alle 11.30 invece abbiamo uno speciale, per così dire, gli scorretti, che entra in Zoom e viceversa, con Carlo Cambi e con Lorenzo Fontana dapprima e poi Edoardo Rixi per ospiti per quanto concerne la Lega dopo il Consiglio federale di ieri e il quadro politico generale. Torniamo però in prima pagina sul giornale. Stavamo citando il pezzo di Luca Fazzo che sottolinea come si stia avverando la profezia di Bettino Craxi, il quale disse: verrà il giorno in cui i magistrati si arresteranno tra di loro, Procura di Milano, Loggia Ungheria, eccetera. E con questo lasciamo anche la prima pagina del giornale. C'è da segnalare il pezzo di Fiamma Nierenstein sull'ennesima accusa di Amnesty International contro Israele. L'accusa di Amnesty è una vergogna, scrive Fiamma Nierenstein. L'accusa di Amnesty è la seguente: Israele pratica l'apartheid verso i palestinesi, altro che diritti umani. Amnesty International è stata travolta dalla politica. Gli arabi sono nel governo, alla Corte Suprema, alla Knesset, cioè il Parlamento israeliano, sono negli ospedali e nelle università. Questo accade ora in Israele. Altro che apartheid verso i palestinesi. Gli arabi sono al governo, ricorda Fiamma Nierenstein sul giornale. Il Giorno, il quotidiano nazionale, apre la prima pagina con il vuoto degli adolescenti a 15 anni, alcol, violenza e sesso. A Reggio Emilia una ragazzina denuncia alcuni compagni di scuola stuprata dopo aver bevuto vodka. Arrestato un adolescente, l'orrore a casa dell'amico dopo uno sciopero a scuola. Lo psichiatra dice: bisogna educare all'affetto, i padri devono sapere anche castigare. Il commento del poeta Davide Rondoni: i giovani nel tritacarne della burocrazia e le regole che creano angoscia. Questi nostri ragazzi maciullati dalla burocrazia. Questo ci lascia alla gestione della pandemia. 2 anni di martellamento terroristico, 2 anni di tempo sospeso, di vita appesa a scelte burocratiche spesso incomprensibili o irrealizzabili perché impedite da altre norme burocratiche, nelle scuole, nel lavoro, nelle città. Non sappiamo con precisione se il povero Cristo che si è dato fuoco a rende sia uno dei tanti episodi di espressione di disagio legati alla situazione, ma tanti altri lo sono, fanno meno notizia e riempiono di angoscia le famiglie, gli insegnanti più sensibili, gli educatori più coinvolti. Ora tutti a dire: poveri ragazzi, come sono stressati, colpa della politica, dice qualcuno. Certo, una parte della classe politica è andata avanti come schiacciasassi sulla vita dei ragazzi, pur di non ammettere le proprie inadempienze, ma non basta. Le abnormità della burocrazia non nascono dalla politica, che semmai le consentono. Le abnormità della burocrazia nascono dalla irresponsabilità degli adulti, scrive Rondoni, di chi protegge le proprie azioni o inazioni
dietro i protocolli, il puntiglio che provvede a lasciare tutto immobile e tutti irresponsabili. Nello stato di disagio dei giovani uomini e donne non si deve leggere solo un effetto della pandemia, ma quello di una mentalità diffusa che genera adulti spenti e codardi. Molti intellettuali di moda e politici del nostro paese onoreranno ipocritamente i 100 anni di Pasolini, fingendo di dimenticare le accuse feroci che rivolgeva ai sessantottini. Hanno cercato salvezza nell'organizzazione, che non può altro produrre che altra organizzazione, scriveva Pasolini. E magari si cercherà di dimenticare le accuse di Pasolini anche rivolgendosi ai facili buoni sentimenti, al politically correct, scrive Rondoni. Questa doppia clava, questa nera terebbiatrice, macina di organizzazione e facili buoni sentimenti, era già all'opera da tempo, illudendo, tradendo aspettative, coprendo le spalle a nonni e padri e lasciando i giovani nella palude. E con decreti e clima pandemici è divenuta inesorabile e sta sfregiando l'anima dei nostri figli. Invertire rotta subito, conclude Rondoni, liberare le migliori energie, aiutare i giovani a non soccombere sotto questa falsa vita confezionata da adulti. Non ce la si cava aprendo le discoteche, scrive sul Quotidiano Nazionale Davide Rondoni. Abbiamo il tempo adesso di dare un'occhiata anche a Il Tempo di Roma, giusto appunto, e scusate il gioco di parole. Il quotidiano diretto da Franco Becchi apre con un servizio di Pietro De Leo, mezza Italia non si è ripresa, la verità dietro al super PIL, nonostante la crescita del 6,5%, scrive in prima pagina sul Tempo Pietro De Leo, nonostante la crescita al 6,5%, sale la protesta delle partite IVA e delle categorie messe KO dalla crisi. Male anche medici e infermieri e il comparto divertimenti chiede ristori che non arrivano. Il rincaro dell'energia blocca l'economia reale e gli aumenti si ripercuotono su tutte le merci. E l'altro titolo in primo piano è dedicato al PNRR, Draghi minaccia di commissariare i ministri. E poi ancora nella capitale movida con il coprifuoco e braccio di ferro sulla chiusura anticipata dei locali. I vigili costano troppo e allora si taglia l'orario. E c'è anche spazio per la maxi truffa sui bonus Covid, sono decine le inchieste, fregati 2 miliardi di euro, come abbiamo già visto prima. Per la politica, Mattarella bis lancia la Meloni nei sondaggi, Fratelli d'Italia l'unico partito in crescita, e poi il pezzo di commento di Franco Becchi, cari leader, dopo la figuraccia pensate alla vita degli italiani. Si può fare anche peggio. Dopo una settimana fra le più infelici della storia di questa Repubblica, come si fosse assistito a un gioco dell'oca, l'Italia è tornata alla casella di partenza con Mattarella, Presidente della Repubblica, e Draghi, Presidente del Consiglio, scrive Franco Bechis in prima pagina. La coppia che in fondo dispiaceva di meno sia dentro che fuori i confini nazionali. La Lassa di Palazzo Chigi e del Quirinale, come l'abbiamo chiamata stamattina. Probabilmente, scrive Bechis, alla casella di partenza entrambi i protagonisti sembravano più contenti e oggi sono un po' meno in forma di prima. Il Presidente della Repubblica per essere stato costretto ad accettare un secondo mandato che aveva fatto capire di non ritenere normale, e il Presidente del Consiglio perché in quella settimana è stato triturato dai componenti della maggioranza e ha compreso quello che gli era sfuggito. In questo Parlamento, che pure gli ha dato più volte la fiducia, Draghi non è così popolare, ma dalla settimana folle escono a pezzi tutti, con la sola eccezione di Giorgia Meloni, avendo mostrato di essere generali senza truppe e privi di leadership. Si possono raccontare 1000 storie, ma la realtà è quella e ad essa si sono piegati i protagonisti. È capitato a Enrico Letta, che mai come in quei giorni ha potuto comprendere come quel PD, alla cui guida è stato catapultato, fosse esattamente quello descritto da Zingaretti il giorno della resa. È successo a Giuseppe Conte, a cui non fa male incontrare la realtà in carne e ossa, scendendo da quell'iperuranio in cui lo chiuse Rocco Casalino dal primo giorno di legislatura. È accaduto anche a Matteo Salvini, che si è piegato ai pezzi grossi del suo partito, che hanno inciso non poco sul grottesco sabato mattina. Poche ore dopo la sua scelta di abbandonare la Meloni senza spiegazioni, ho incontrato per strada, racconta Bechis, un ex premier della sinistra, quasi dispiaciuto per Salvini,
ha davvero avuto, mi ha confessato, in mano il boccino di questa partita, ma si è consegnato proprio a quei suoi dirigenti che un domani, anche mai vincesse le elezioni, saranno i primi a impedirgli di andare a Palazzo Chigi. Incomprensibile. Le macerie dunque, osserva Bechis, sono tante e a guardare quel che è accaduto si direbbe che oggi non esiste né centrodestra né centrosinistra. Le ferite sono più grandi ed evidenti nel primo schieramento, perché almeno l'altro sta insieme nelle stanze del potere e sotto potere, in quel governo che è sempre un unguento efficace contro molti mali. Con una classe dirigenziale politica a pezzi, prosegue Franco Bechis, non sarà una cavalcata quest'ultimo anno del governo Draghi, che tornerà a essere rinforzato dall'appoggio di un Quirinale tornato con i suoi pieni poteri, anche quello dello scioglimento anticipato delle Camere. Ma non bisogna confondere il naufragio di quella settimana come lo specchio reale di questo Paese. Saranno delusi dai propri rappresentanti, non c'è dubbio, ma gli italiani ancora hanno un'idea della vita e dell'organizzazione della società che rispecchia i due schieramenti ora in frantumi. Fuori da quelle mura esistono sia un centrodestra che un centrosinistra radicati, in attesa di leadership in grado di dare risposte ai problemi e alla vita reale, che prima o poi tornerà normale, uscendo dalle nebbie della pandemia. E pretenderanno gli italiani qualcosa di più da una classe politica rimbecillita per 2 anni, come se la vita fosse solo mascherine, distanziamento, vaccini, Green Pass. È quella vita reale l'oggetto della politica, tornerà a essere fatta di lavoro, tasse, certo anche di salute, di casa in cui si vive, di tempo libero, di speranza di migliorare, di possibilità per i figli, di poter avere e allevare figli e figlie, del diritto alla felicità. Sono queste le urgenze di ciascuno di noi. E lo sono ancora di più, scrive il direttore del Tempo, dopo questi 2 anni, con la brutta settimana dell'elezione del Presidente della Repubblica. Oggi non mi sembra il momento di pensare ad architetture politiche o a regolamenti di conti, affari di poco conto e di esclusivo interesse dei professionisti della politica che mai come ora rischiano di apparire una casta autoreferenziale. Non è il caso di alzar polvere per confondere il pasticcio appena combinato, anzi, meglio lasciar depositare i calcinacci con calma, restando magari un po' di tempo, un pizzico più defilati e riprendendo a rimboccarsi le maniche per lavorare come si attendono i cittadini. Perché, conclude Franco Bechis, si può fare ancora peggio, cioè trascorrere i mesi che restano prima di ridare la parola al popolo, trastullandosi con regole elettorali o nuovi contenitori politici, cose che sono di interesse esclusivo dei signori che abitano il palazzo, ma fuori di lì non importano a nessuno, scrive Franco Bechis sul Tempo di Roma. Facciamo in tempo adesso a vedere molto rapidamente anche la prima pagina del Sole 24 Ore, auto KO, il settore auto va male anche a gennaio, il Riformista che titola oggi in apertura col pezzo del direttore Sansonetti, Berlusconi non è più di destra e la politica va al Big Bang, il Cavaliere ha detto che il suo obiettivo è il grande centro e poi il Manifesto che apre con il titolo Stellicidio a proposito dei 5 Stelle. Terremoto Quirinale, scosse di assestamento, Di Maio cerca sponde nello scontro interno ai 5 Stelle. Con Conte pranza con Belloni, incontra Raggi, telefona ad Appendino. Il leader di Conte insiste, il ministro Di Maio deve rispondere dei suoi atti e a destra volano stracci nella coalizione in disfacimento, scrive il Manifesto. Detto questo vi segnalo dalla fondazione ium.it di Luca Ricolfi il pezzo di Andrea Miconi sui media, i coronavirus e i diritti dell'uomo. Un pezzo interessante nel quale ci si occupa di Amnesty International, che è riconosciuta come un'istituzione importante nel campo dei diritti umani. La stampa italiana la cita infinite volte, anche a livello quantitativo, e allora stupisce, scrive Miconi su fondazioneium.it, che dei nostri media non è nemmeno affiorata la denuncia pubblicata da Amnesty International il 14 gennaio scorso, con riferimento al contesto italiano, che continua a sollecitare il governo a ancorare i propri interventi ai principi di legalità e legittimità e non discriminazione. Questo fa Amnesty. In breve, Amnesty ha individuato 4 problemi che metterebbero a rischio i diritti umani in Italia.
la durata abnorme dello stato d'emergenza, l'esclusione dei non vaccinati dal lavoro e dai servizi essenziali, la scadenza imprecisata del Green Pass e il divieto di manifestare contro il governo. Sono le 4 gravi lacune che Amnesty International ha addebitato al governo italiano. Una presa di posizione di questa portata, la più grande organizzazione per i diritti civili che mette sotto accusa l'Italia, dovrebbe meritare grande spazio negli organi di informazione. Infatti è stata puntualmente ripresa in modo sommario da 3 testate marginali, l'Indipendente, Il Tempo e l'Arena. Per il resto sfacciatamente ignorata. Non c'è praticamente nulla, davvero nulla, su cui i media non abbiano mentito, scrive ancora Andrea Miconi, sulla scientificità del lockdown, sul fantomatico modello italiano, sull'accordo nella comunità scientifica, sulla temporaneità delle misure che temporanee non erano, sui protocolli di cura, sull'eresia dei medici che usavano antinfiammatori e monoclonali e si scopre oggi che avevano ragione, sulla contagiosità dei vaccinati, sullo scopo del Green Pass, perché se fosse la limitazione del contagio sarebbe stato ritirato. Ora sappiamo come funzionano queste cose. Col tempo le carte verranno rimescolate, le proporzioni diventeranno sfocate, ogni sostenitore del lockdown negherà di esserlo mai stato e verrà messa a regime la più banale delle morali, che ci si basava sulle conoscenze del momento, che non c'erano alternative a quello che è stato fatto e che allora la pensavamo tutti alla stessa maniera. Ma siccome così non è, e così non è mai stato, tenere a mente quello che è successo è un passaggio necessario. Il primo sforzo richiesto è quello di chiamare le cose con il loro nome, come visto con Amnesty, cioè violazioni dei diritti dell'uomo, scrive in questo bel pezzo d'apertura sulla fondazione Yum.it Andrea Miconi, un pezzo da leggere. A proposito di fondazione Yum, Luca Ricolfi è oggi intervistato dal Giornale a pagina 4, il duo Draghi-Mattarella e il suicidio della politica, 3 idee per Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia. I parlamentari hanno scelto il loro stipendio, il centrodestra si salva a 3 condizioni. Vediamo un po' come ragiona il professor Ricolfi post Quirinale. Il politicamente corretto ha fatto capolino anche durante l'elezione del capo dello Stato, la leadership femminile. È stato un capolavoro del patriarcato, osserva Ricolfi. Straparlare per giorni di donne in gamba, Moratti, Casellati, Cartabia, Belloni, Severino, bruciarne allegramente 2, Casellati e Belloni, il tutto col risultato di concedere un potere senza precedenti, 14 anni di presidenza della Repubblica, al maschio di fiducia. Chapeau, dice Luca Ricolfi, se fossi una donna darei di matto, anzi di matta. Per quanto riguarda Matteo Salvini è apparso fin troppo generoso, dice l'intervistatore Francesco Boezzi. Altri hanno giocato come nella Prima Repubblica. Cosa resta delle leadership politiche dopo il Quirinale 2022? Salvini generoso, obietta Ricolfi, direi ingenuo, vanitoso, incapace semmai. Non dimentichiamo che è la seconda caporetto del leader della Lega dopo quella del Papete. Lei mi chiede che cosa resta delle leadership politiche, ma le sembra che i vari Letta, Conte, Salvini, Berlusconi erano ancora in grado di esercitare un'autentica leadership prima della catastrofe quirinalizia? Ormai, prosegue Ricolfi, nel sistema politico italiano sopravvivono 2 leadership, quella tecnocratica di Mario Draghi, quella idealistica di Giorgia Meloni. Non le sembra, domanda il giornale, che i partiti, al netto del ragionamento sull'eventuale candidatura del presidente Berlusconi, abbiano proposto poco? Risponde Ricolfi, alla fine si è tornati al duopolio Draghi-Mattarella. È andata così, il Parlamento si è autoesautorato per salvare stipendi, pensioni, piccoli privilegi, narcisismi. Il duopolio Draghi-Mattarella non è frutto di un colpo di Stato, ma del suicidio della politica. Una sorta di moderna e spensierata allegria di naufragi, per dirla con il poeta, con Ungaretti. Si invoca il presidenzialismo. Vogliamo scherzare? Siamo ancora a paventare il risorgere del fascismo contro il presidenzialismo? Siamo prigionieri dei fantasmi del passato? Temiamo le tentazioni autoritarie? In una società come quella italiana, mansueta e consumista, osserva Ricolfi, il rischio non è l'uomo solo al comando, ma
il totalitarismo soft dello stato d'emergenza permanente. Quanto al centrodestra, il centrosinistra, il sistema bipolare, regge ancora? Bella domanda, risponde Ricolfi. Credo che molto dipenderà dal centrodestra e dalla legge elettorale. Se Forza Italia e i centristi, magari con l'assenso di Salvini, riusciranno a imporre il proporzionale, andiamo verso un regime consociativo, con partiti sempreverdi permanentemente al governo e partiti ruote di scorta come lo erano PLI, PRI, PSDI nella Prima Repubblica. In concreto, PD e Forza Italia sempre al governo, Lega e 5 Stelle un po' dentro un po' fuori, Fratelli d'Italia eternamente out. Un bel paradosso, se Fratelli d'Italia dovesse crescere ancora, potremmo trovarci con un sistema politico in cui il partito più votato non ha mai accesso al governo. L'altro scenario è quello che il centrodestra si ricompatti, si ristrutturi e il sistema resti bipolare. Questa eventualità non è probabile perché richiede il verificarsi di 3 condizioni, secondo Ricolfi. Primo, che non si torni al proporzionale. Secondo, che Salvini ceda lo scettro a Giorgia Meloni. Terzo, che Giorgia Meloni abbia il coraggio di riposizionare Fratelli d'Italia e riesca così a rifondare il centrodestra. La sensazione è che il parlamentarismo sia mal tollerato dai cittadini. No, dice Ricolfi, la mia impressione è che la gente non ce l'abbia col parlamentarismo, ma con questi parlamentari, con i mediocri cacicchi che tentano invano di guidarli. Quanto a Draghi, come ne esce? Non lo so, alle volte penso San Draghi finalmente potrà fare le riforme di cui abbiamo bisogno infischiandosene dei partiti. Altre volte mi capita di pensare che così come ha finto di essere indisponibile alla rielezione, Mattarella potrebbe star fingendo di voler durare 7 anni, in realtà è pronto a farsi da parte e aspetta che maturino le condizioni per cedere il posto a Draghi. In questo secondo caso, addio riforme. L'esigenza di conservare l'appoggio dei partiti impedirebbe a Draghi di fare ciò per cui in tanti l'hanno inchiodato a Palazzo Chigi. Infine, Berlusconi. Penso che Forza Italia si stia avviando a diventare quel che era il partito repubblicano di La Malfa, cioè la costola moderata del centro-sinistra, un progetto che richiederà il ritorno al proporzionale, dice Ricolfi, intervistato dal giornale. Su Repubblica fa un quadro su Salvini che offre un patto ai colonnelli. Giorgetti dice non so se il governo dura, o avrebbe detto. Salvini in Consiglio federale apre a ministri e governatori ed evita il processo. Metteteci la faccia, dice Salvini. Niente congressi se c'è il super Green Pass. E sempre da Repubblica c'è un'intervista al capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari. Fratelli d'Italia e centristi hanno lavorato per dividere, tutte le intese vanno ridiscusse, ragioneremo anche sul proporzionale. Ora un partito modello americano aperto a chi sta nel governo. Una riunione di 3 ore, il Consiglio federale è lungo, tutti hanno preso la parola. Ma che processo a Salvini, dice Molinari. La linea del segretario non è stata in discussione, sarebbe assurdo il contrario. Siamo il secondo gruppo più grande del Parlamento, abbiamo tanti governatori, i voti li ha portati Salvini. Oggi Salvini ha chiesto che i dirigenti si espongano di più, ci sia responsabilità comune anche pubblica nel portare avanti le idee della Lega, anche contro le false narrazioni. Si è detto e scritto che il segretario ha deciso da solo, ascoltando pochi. Nei giorni delle votazioni del Capo dello Stato ci sono state 3 assemblee dei gruppi, 2 riunioni con i governatori e in ogni appuntamento quotidiano col segretario c'erano i 3 vice. La decisione di convergere su Mattarella. Ci può essere stato qualche mal di pancia, dice Molinari a Repubblica, ma in quel passaggio finale Salvini ha esercitato l'autonomia che gli derivava dal mandato che gli era stato conferito e ha spiegato ampiamente le motivazioni. Un presidente di centrodestra non è stato eletto, una sconfitta, è vero, dice Molinari, non era un obiettivo semplice, ma avremmo dovuto provarci un po' meglio. Salvini ha cercato con generosità una sintesi, ma si è dovuto scontrare anche con la resistenza di una parte del centrodestra. Da lì la necessità di ricostruire la coalizione attraverso una federazione che si ispiri al Partito Repubblicano Americano. Quanto a Giorgia Meloni, che ha condannato l'iniziativa leghista definendo folle il comportamento di Salvini, in questa settimana, dice Molinari, c'è chi ha lavorato per stare tutti insieme e chi per dividere. La crisi della coalizione è cominciata quando Fratelli d'Italia ha candidato Guido Crosetto contro il parere degli alleati.
Quanto a Giorgia Meloni, che mette in dubbio anche l'alleanza elettorale, valuteremo. Certo, Fratelli d'Italia, dice Molinari a Repubblica, grazie a noi, a tanti sindaci e alcuni presidenti di regione, è evidente che la vicenda del Quirinale ha creato una forte cesura, ma attenzione a non sottovalutare la responsabilità dei centristi che non hanno votato Casellati. Il nuovo partito repubblicano che confini avrà? È aperto a chi sta nel governo, a chi ha voglia di impegnarsi in un progetto di centrodestra e non in cose centriste. La Lega finirà nel Partito Popolare Europeo? Non mi sembra un argomento che interessi la gente e comunque non ne abbiamo parlato. Sulla legge elettorale proporzionale mi sembra, conclude Riccardo Molinari, che uno degli accordi presi con Fratelli d'Italia e gli altri partiti del centrodestra fosse proprio la difesa del sistema maggioritario. Dopo quello che è successo, visto quel che dice Meloni, anche gli impegni comuni possono essere ridiscussi, afferma Molinari. Alessandro Darold sulla Verità si occupa della Lega e del Consiglio federale di ieri, iniziando il suo pezzo con questo virgolettato: basta cazzate sui giornali, serve compattezza dentro la Lega, il confronto interno ok, le critiche in pubblico no. Sono parole attribuite a Matteo Salvini, sono passate le 5 del pomeriggio, il segretario Salvini affronta il Consiglio federale. Le critiche che gli sarebbero piovute addosso anche da dentro il partito su come è stata gestita la battaglia per il Presidente della Repubblica. Salvini è stato molto duro sui parlamentari citati da Il Riformista, se becco chi sono li caccio, e ha anche ricordato che lunedì è andato a donare il sangue. Sono orgoglioso perché il movimento della Lega è stato il più compatto nelle elezioni del Presidente, contento di essere colui che ha messo fine alle ipocrisie, dicendo: piuttosto che andare avanti con i no reciproci, chiediamo un sacrificio a Mattarella. Lo rivendico, aveva detto Salvini entrando in via Bellerio ieri. Durante il Consiglio federale, racconta ancora La Verità, Salvini ha spiegato ai membri del Consiglio anche la questione legata alla candidatura della numero 1 del DIS, Elisabetta Belloni. Mi hanno fatto il suo nome Letta e Conte, io la conoscevo dai tempi del Viminale, non ho mai esplicitato il suo nome, ma era un profilo che alla fine potevamo accettare. PD e 5 Stelle si sono scannati. Renzi ha fatto il matto, la candidatura dopo una notte non c'era più. Durante le quasi 4 ore di dibattito la Lega si è mostrata unita, c'è stata una buona sintonia col ministro Giorgetti in videocollegamento da Roma, così come non si sono registrati malumori dai governatori né dal fronte del Veneto. A essere bersaglio di critiche e malumori invece il governatore della Liguria Giovanni Toti e la leader di Fratelli d'Italia Meloni. Salvini non chiude la porta, scrive ancora La Verità, ma il primo, Toti, è stato accusato di avere troppi incarichi. Presidente di regione, leader di Cambiamo, assessore alla sanità e al bilancio, dialogare troppo col centro-sinistra, aver tradito il centro-destra. Lo aveva sottolineato il ligure Edoardo Rixi, lo ha ribadito durante il Consiglio federale. È stato lo stesso Totti, peraltro, a far intendere di avere sabotato la candidatura della Presidente del Senato Casellati al Quirinale, facendole mancare ben 20 voti, più le defezioni di Forza Italia. Sulla Meloni sono sempre i dirigenti a scatenarsi, a criticare gli attacchi arrivati negli ultimi giorni da Fratelli d'Italia. Insomma, scrive La Verità, la Lega si mostra compatta, lancia messaggi agli alleati, inizia a costruire una exit strategy dal governo Draghi. Alcuni membri del Consiglio, tra cui Calderoli, hanno chiesto a Salvini di spostare il partito più a destra per distinguersi dalle posizioni centriste, ma di fondo i punti politici più rilevanti di ieri sono aver messo d'accordo i governatori sul no alla distinzione tra bimbi vaccinati e non e aver ritrovato piena sintonia con Giancarlo Giorgetti. Smentite anche le voci di dimissioni del ministro Giorgetti. La Lega vuole restare al governo purché si possa fare la differenza. Non rinunciamo alle nostre battaglie, ha spiegato Salvini, condividiamo alcuni punti: no tasse sulla casa, no riforma del catasto, servono le più ampie risorse per i costi dell'energia e un ritorno alla normalità dopo la pandemia, e poi no a nuove restrizioni, e in tema di DAD a scuola non si vuole alcuna differenziazione tra bimbi vaccinati e non. Inoltre Salvini chiede un decreto per aiutare famiglie e imprese col pagamento delle bollette di luce e gas e sprona il governo a un impegno per la difesa dei confini e la lotta all'immigrazione clandestina. Dunque, conclude La Verità, dal federale
Arriva piena fiducia e mandato al segretario di lavorare per creare e allargare l'alleanza alternativa alla sinistra. Non si è parlato di legge elettorale né della nuova iniziativa I Repubblicani, di cui sarà fatto cenno lunedì. Così racconta La Verità. Mentre su Libero Silvio detta le condizioni, chiede che la Lega entri nel Partito Popolare Europeo. Forza Italia ha fissato i paletti della federazione, scrive Libero. Servono valori condivisi sull'Europa e Forza Italia vuole trattare con la Lega solo dopo aver unito l'area popolare, scrive Libero. Da Libero passiamo alla Stampa, qui c'è l'intervista citata prima al sottosegretario leghista all'interno Nicola Molteni sulle cariche di polizia. Ma quali cariche? Erano solo blocchi, ora agenti di polizia con le telecamere addosso. Se la manifestazione è statica non si fanno cortei. Siamo sicuri che ci fossero solo studenti e non rappresentanti del mondo anarchico e dei centri sociali? La violenza, dice Nicola Molteni, non deve essere accettata, ma neanche le minacce alle forze dell'ordine. Sulle divise saranno sistemate telecamere, così eviteremo strumentalizzazioni. Il video con le manganellate, studenti che ne escono insanguinati, chi scappa, chi piange. Al Ministero dell'Interno questi video li hanno studiati molto bene. C'è un enorme problema politico, molti tacciono, ma parla il sottosegretario Nicola Molteni, leghista vicinissimo a Salvini, da un anno ai vertici del Viminale, delegato a seguire la polizia, uno degli incarichi di maggiore importanza. Molteni non è in gran sintonia con la ministra Lamorgese, ma parla anche di questo argomento scottante, la gestione dell'ordine pubblico. Una premessa: in generale sono contro la violenza, ma anche contro la criminalizzazione delle forze dell'ordine. Quanto alla questione delle manganellate, anche a sinistra fioccano le interpellanze parlamentari. In questi ultimi 2 anni le forze dell'ordine sono state chiamate a un super lavoro, dice Molteni, soprattutto nella gestione della piazza. Penso ai reparti mobili, ordine pubblico. Credo che abbiano sempre risposto bene, anche in circostanze complicate. Pensiamo alle grandi manifestazioni Novax, alle 1000 manifestazioni No Green Pass. A Roma, Milano, Torino hanno sempre dimostrato equilibrio. C'è un sacrosanto diritto a manifestare, in uno Stato democratico esprimere il dissenso è un diritto, ma il dissenso non può mai portare, purtroppo l'abbiamo visto spesso, ad atti di violenza contro le forze di polizia. 2 settimane fa 2 poliziotti che stavano procedendo allo sgombero di un edificio occupato da Casa Pound sono stati massacrati di botte. Non è accettabile. Nel caso di Torino non ci sono state cariche, dice Molteni alla Stampa, ma ci sono stati blocchi da parte della polizia. È una cosa ben diversa. Domanda: ma siamo sicuri che ci fossero solo studenti e non anche rappresentanti del mondo anarchico e dei centri sociali? Domanda retorica. In questo paese, osserva Molteni, durante le manifestazioni chi solitamente subisce sputi, minacce e aggressioni sono le forze dell'ordine. E io difendo le forze dell'ordine. La violenza non mi piace, non deve essere tollerata, ma nemmeno può essere accettata l'intimidazione, lo sputo nei confronti dei tutori dell'ordine pubblico. Parliamo di studenti giovanissimi, obietta La Stampa, a Roma come a Milano, Napoli e Torino. Avrà visto anche lei i video in rete. Le è sembrato un uso ragionevole della forza? Le manifestazioni, risponde Molteni, vanno fatte nel rispetto della legge. Quella probabilmente non lo era. Dopodiché, se un poliziotto sbaglia, deve pagare, verranno fatti tutti gli accertamenti. Lo studente che va in piazza è simbolo di vivacità, lo accetto. È giusto che lo studente vada in piazza per una nobile causa, la morte di un giovane che nel rapporto scuola-lavoro perde la vita, ma nel rispetto delle regole. Il diritto a manifestare è legittimo, ma la manifestazione non deve scaturire in atti di violenza. Se la manifestazione è statica, non è previsto che si faccia in movimento. A Roma o altrove i cortei sono banditi. Dopodiché Molteni annuncia la dotazione di chi fa ordine pubblico si arricchisce di una telecamera, 1000 body cam che saranno sistemate sulle divise dei nostri agenti, a tutela del poliziotto e anche del cittadino. Potranno diventare elemento probatorio. A marzo poi arriveranno i taser, strumento di difesa e non di offesa. Saranno 2 dotazioni nuove indispensabili per la garanzia del poliziotto. Così Nicola Molteni sulla Stampa di Torino. Dalla Stampa di Torino poi torniamo alla pagina di politica, la sferzata di Salvini che sfida Giorgetti e i governatori leghisti, ora metteteci la faccia, poi non chiude le porte ai suoi alleati storici perché nessuno è un traditore, dice
Salvini. Sempre dal primo piano della Stampa ci siamo anche noi, c'è da lanciare il nuovo partito repubblicano, la scenografia vuole la sua parte, lo storico quartier generale del Carroccio tra Afori e Niguarda è immerso in un déjà vu, il citofono ha ancora la vecchia scritta della Radio Padania, invece è nata da 20 giorni Radio Libertà. Saranno i residenti che scrutano la strada incerti per capire se è davvero il caso di portare a spasso il cane fra i cavalletti delle telecamere, e lo stesso Salvini che alle 18:10 se la svigna dopo aver fatto aprire il cancello principale, come faceva negli anni d'oro il Senatur che usciva dal portone di Bossi, l'altro portone della sede, scrive La Stampa. Intanto Giorgia Meloni attacca, no a federazioni innaturali col proporzionale, il centrodestra salta, nuove accuse della Presidente dei Fratelli d'Italia. Poi sulla Stampa c'è anche un'intervista al consigliere di Barack Obama agli inizi della corsa alla Casa Bianca, Alec Ross, il quale dice la sua su Matteo Salvini. Non ha carisma e un partito repubblicano non vincerebbe in Italia, dice l'ex consigliere di Barack Obama. Non vedo personaggi che possano unire la coalizione. Giorgetti è dotato di talento, preparato, può essere un leader ma non è capace di trascinare il pubblico. Berlusconi troppo vecchio, Meloni mi pare abbia più la tendenza a essere indipendente. In Italia il modello Trump non funziona con un'economia in crescita e la gestione del Covid all'altezza. Quanto a Salvini, vorrebbe essere lui il motore del culto della personalità, ma gli mancano l'intelligenza e il carisma. A differenza di Donald Trump, dice l'ex consigliere di Barack Obama sulla Stampa. Ma dalla Stampa vi segnalo anche l'intervista al ministro Orlando, ministro del lavoro. Draghi al colle, impossibile, i fondi del PNRR erano a rischio, rimpasto difficile, anche Letta l'ha capito, ora dobbiamo preparare una nuova legge proporzionale. Ho chiamato la ministra Lamorgese, in aula farà chiarezza sulle manganellate della polizia, dice il ministro Orlando. Sul Tempo di Roma invece l'articolo principale è dedicato a Draghi che commissaria i ministeri. Oggi al Consiglio dei Ministri le carte sull'attuazione del PNRR, Draghi pronto a portare i dossier in ritardo a Palazzo Chigi, se li prende lui. Troppe lentezze, soldi europei a rischio. Super Mario invierebbe anche task force dedicate nelle strutture dei ministeri più inefficienti. Serve il raggiungimento di 45 obiettivi entro giugno per ottenere la tranche di 24 miliardi. I dipartimenti che si occupano dei progetti al Ministero delle Infrastrutture e al Ministero dell'Istruzione sono nel mirino di Mario Draghi. Prime spine economiche sul tavolo del governo, salvare Saipem e il vertice di Monte Paschi Siena. Il Tesoro preme per il passo indietro dell'attuale amministratore Bastianini. Poi vedremo qualche articolo. Sempre sulla Stampa poi sono 2 pagine dedicate alla questione del PNRR. È l'ora dei progetti, appalti e concorrenza, le sfide più delicate. Draghi vuole il cronoprogramma da ciascun ministro. Il ministro Franceschini ha bruciato tutti, ha già consegnato i piani per la cultura. Intervista all'economista e professore all'Istituto Einaudi Luigi Guiso, sulla Stampa di oggi. Possiamo rispettare i tempi, ma servono ritmi e stabilità. Le riforme devono aiutare a superare il maggior problema del Paese, che è la mancanza di crescita. E poi la Stampa si focalizza sui vari capitoli del PNRR, la banda larga, internet veloce, entro aprile 3 bandi, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, in arrivo 10 miliardi per semplificare la burocrazia, la rivoluzione dei rifiuti, l'economia circolare, 13 obiettivi da centrare nel 2022 su 47 totali. Entro fine giugno si gioca questa partita decisiva. Sul tavolo 47 obiettivi e 24,1 miliardi di euro. L'Unione Europea impone tempi stretti per la transizione ecologica, il digitale, la lotta alle diseguaglianze. Per quanto concerne poi mari e litorali, ci sono diverse missioni, coste, mappe, tutela del nostro mare, le missioni del futuro. Con 8.000 km di coste l'Italia è una delle aree più interessate dalla salvaguardia degli ecosistemi marini. Entro il 2026 dovremo realizzare un sacco di progetti. Poi lo sviluppo dei territori, 43 miliardi vanno ai comuni, scuole e sanità in primo piano. Questo è lo spirito del Recovery Fund, più di 12.000 strutture sanitarie e 10.000 scuole in tutta Italia
saranno connesse a internet veloce e via dicendo. E infine il nodo delle tempistiche e le verifiche ogni 3 mesi per i progetti del PNRR. Per quanto riguarda poi il quadro politico, velocissimamente vi segnalo sul Quotidiano Nazionale 2 interviste, una a un esponente di Fratelli d'Italia, Ilenia Lucaselli, avvocata, imprenditrice, già candidata col centro-sinistra, poi saltata in Fratelli d'Italia alle politiche del 18. I repubblicani, il progetto di Salvini sarà un flop, non temo il proporzionale. L'altra intervista al giornalista Andrea Cangini, già direttore del Resto del Carlino e del Quotidiano Nazionale, eletto nel 18 in Forza Italia. La Meloni lavora per il caos, è condannata all'irrilevanza. Quanto a Salvini, la politica non è un talent show, dice l'esponente di Forza Italia. Lui pensa di nascondere gli errori politici dietro le trovate mediatiche, le narrazioni tipo Partito Repubblicano. A proposito però di interviste, sul Giornale c'è da segnalare l'intervista di Fausto Biloslavo a Massimiliano Latorre. Il Tribunale di Roma ha chiuso con l'archiviazione l'inchiesta sulla morte di 2 pescatori indiani in alto mare 10 anni fa, quando Latorre e Salvatore Girone difendevano la nave italiana Enrica Lexi dai pirati. Ebbene, un'odissea di 10 anni, indivisa anche in cella, l'incubo della forca, racconta il Marò, accusato dall'India per la morte di 2 pescatori. L'archiviazione ci sta restituendo l'onore, dice Massimiliano Latorre. L'interesse dell'opinione pubblica è calato, ci siamo sentiti abbandonati. Delusione. E poi la malattia. L'ictus è stata una dura battaglia. Sono vivo grazie a mia moglie Paola. Cosa è successo? È scritto negli atti. Abbiamo visto che un'imbarcazione si avvicinava, sono state adottate le regole di ingaggio in caso di attacco dei pirati. Abbiamo sparato solo colpi di avvertimento, oltre ad aver utilizzato flash e sirene. L'archiviazione corrisponde alla piena assoluzione. Tutto è scritto negli atti, racconta Massimiliano Latorre al Giornale. Gli indiani sostenevano che dovevamo identificare gli equipaggi che avevamo fermato. Noi non abbiamo mai visto i 2 pescatori morti e non abbiamo nulla a che vedere con loro. Dal Giornale vi segnalo però anche un altro bel pezzo di Fausto Biloslavo su 2000 italiani dimenticati all'estero in prigione tra anomalie e diritti negati. La foto è quella di Enrico Forti, meglio conosciuto come Chico Forti, ex produttore televisivo, velista, nel 2000 condannato per omicidio negli Stati Uniti, per oltre 20 anni detenuto in carcere di massima sicurezza a Miami. Da Marco Zennaro, detenuto in Sudan, a Enrico Forti, connazionali nei guai e senza solidarietà. Le storie di chi è in mano a golpisti e chi è accusato di aver lavorato senza permesso. L'eco mediatica riservata a Zaki può avere salvato lui, ma non per tutti. È così, denuncia Fausto Biloslavo sul Giornale. Iniziando col caso di Marco Zennaro, che non ha bisogno di cittadinanze onorarie richieste, come nel caso di Zaki in Parlamento, per venir tirato fuori dal Sudan, che è in mano ai golpisti. Il 23 gennaio questo imprenditore veneziano, bloccato a Khartoum, dopo un periodo brutto passato in carcere per controversie commerciali, ha sperato di vedere la luce nell'udienza stabilita dal tribunale. Purtroppo il fascicolo è stato trasferito alla Corte d'Appello, come in un sadico gioco dell'oca, e l'udienza cancellata. Il veneziano Marco Zennaro non può lasciare il Sudan dal 1 aprile dello scorso anno e rischia di rimanere bloccato ancora a lungo. L'accusa di truffa non è nobile come quella di Zaki di avere protestato contro il generale al-Sisi, ma in Sudan comandano i golpisti. E come denuncia Cristiano, il papà di Marco Zennaro, il miliziano che accusa il figlio è lo zio di un generale sudanese a capo delle forze irregolari che appoggiano la giunta militare dopo il colpo di Stato del 25 ottobre. Questa è una storia, ma ci sono 2000 italiani dimenticati all'estero, racconta Biloslavo. Un'altra cosa di cui ci si è dimenticati è la situazione terribile in Myanmar, in Birmania. Sciopero del silenzio, applausi, ne parla meritoriamente Repubblica con Raimondo Bultrini oggi a pagina 13. Il popolo birmano ha sfidato così la giunta e anche il disinteresse del mondo. Nonostante le minacce, tutta la popolazione ha aderito alla protesta indetta a un anno dal golpe. Almeno 1500 i morti in 12 mesi di repressione. Cresce la resistenza armata, un uomo si è dato fuoco.
Granata delle forze di difesa del popolo contro un corteo governativo, 2 vittime. Aung San Suu Kyi, deposta dal golpe un anno fa, condannata a 6 anni di carcere, è ai domiciliari in una località segreta. La attendono diversi processi, naturalmente molto tendenziosi. Lasciamo Repubblica con un'altra questione francamente assurda, apparentemente. Whoopi Goldberg, attrice, premio Oscar, è stata protagonista. Ha detto una cosa terrificante, che la razza non c'entrava nulla con la Shoah. L'attrice poi si è scusata per le sue imbarazzanti e ignorantissime dichiarazioni. Pensavo che l'Olocausto avesse a che fare col colore della pelle, sentite un po' che roba. L'Olocausto non aveva nulla a che vedere con la razza, è stato un episodio di disumanità di uomini contro altri uomini. Erano gruppi di persone bianche contro di loro. Insomma, gente bianca contro gente bianca, e quindi voi che combattevate tra di voi, ha detto l'attrice statunitense Whoopi Goldberg. Queste scemenze le ha dette nel programma The View, trasmesso dalla TV ABC, di cui è fra i conduttori. Il tema era il bando del libro Maus di Art Spiegelman, deciso da un distretto scolastico del Tennessee. La discussione è scivolata sullo sterminio degli ebrei. I colleghi hanno provato a farla ragionare, ma non c'è stato verso, soltanto in serata è rinsavita, scusandosi. Come persona di colore, ha detto, penso alla razza come a qualcosa che posso rintracciare vedendola. Ho capito che non è così, la gente è arrabbiata, lo accetto, mi sono cacciata in questo guaio. Così la signora attrice americana. Mentre c'è un pezzo molto interessante sul libro, oggi siamo alla pagina degli esteri e tra poco andiamo in pausa, presumo, sì, alle 9:24. E dicevo, c'è un pezzo molto interessante sul libro in pagina degli esteri di Mauro Zanon, da Parigi, dalle bici alla mezzaluna, così la città di Roubaix, famosa per la Parigi-Roubaix, è diventata capitale islamica, con minacce di morte agli autori di un servizio televisivo. 7 moschee, locali con spazi separati per le donne, librerie con testi jihadisti, veli ovunque e tutti i negozi sono halal. Il sindaco macronista fa finta di niente. Ci sono 2 foto a corredo del pezzo di Libero. A Roubaix numerosi negozi di abbigliamento femminile espongono in vetrina il velo integrale, conforme alla dottrina fondamentalista dell'Islam. E anche nel libro sull'identità di Allah le figure umane sono riprodotte senza volto, come impone la legge coranica. Dici Roubaix e pensi al ciclismo, la Parigi-Roubaix. Adesso invece Roubaix significa, comune di 96.000 abitanti, significa Islam, che si sta diffondendo a macchia d'olio in tutti i quartieri della città. Roubaix, capitale islamica. Mentre a Roma la procura, a proposito di ebrei, ha riaperto l'inchiesta sul raid alla sinagoga del 1982, dopo le rivelazioni a Repubblica della fidanzata dell'unico condannato. Non sono bastati 40 anni per avere giustizia, ma forse c'è il tempo per ottenerla. La procura ha aperto un nuovo fascicolo di inchiesta sull'attentato alla sinagoga della capitale, 9 ottobre del 1982. Adesso il Qui Parlamento con il parlamentare Mauro Sutto sulla questione del decreto Super Green Pass. Poi ci risentiamo per 2 ore di approfondimento sul quadro politico con Carlo Cambi, con Lorenzo Fontana, vice segretario leghista, e con un altro deputato e commissario della Lega in Liguria, Edoardo Rixi, e Antonino Danna. Tra poco. Qui Parlamento. Siamo in aula per convertire in legge il decreto che il governo ha introdotto con misure urgenti per contrastare la pandemia Covid. Lo facciamo a metà gennaio, convertendolo a 2 mesi di distanza dal momento in cui il Consiglio dei Ministri ha deciso che queste norme fossero la necessità impellente e improrogabile da mettere in atto. 2 mesi possono essere un lasso temporale breve, ma è evidente che leggendo gli articoli bisogna riferirli al passato, ad un tempo lontano, soprattutto perché nettamente superati dai successivi decreti, 3 per l'esattezza, tutti modificati per uniformare la vita dei nostri cittadini. Si parla di obbligo vaccinale comprendendolo con la terza dose, la categoria dei sanitari, viene introdotto l'obbligo al personale scolastico e alle forze dell'ordine. Arrivavamo così a comprendere nell'obbligo circa 3 milioni di persone, ora siamo a 30 milioni.
viene ridotta la validità del Green Pass da vaccino da 12 a 9 mesi, ora siamo a 6. Venne previsto, e lo ricordiamo che allora tutte le regioni erano in zona bianca, la cosiddetta fase del 2G, ovvero vaccinati e guariti alle zone gialle e arancioni, più altre norme sul controllo e sulla campagna di informazione. Crediamo che solo un articolo, il sesto per l'esattezza, è degno di attenzione ancora oggi, ed è la norma transitoria poi prorogata che prevedeva che a cavallo delle festività natalizie anche nelle zone bianche venissero applicate le stesse restrizioni delle zone gialle. Di fatto una sorta di dietrofront da parte del Governo, che abbatteva quel poco di buono aveva fatto la colorazione delle regioni. Si diceva state attenti, comportatevi bene, non ci sarà alcuna limitazione. Invece, se andiamo a sintetizzare l'articolo 6, dice se ti comporti bene o male poco importa, comunque ti limito. Quindi anche la fase informativa deve essere molto più dettagliata. Durante l'esame del decreto in Consiglio dei Ministri, 3 ministri della Lega, Giorgetti, Garavaglia e Stefani, hanno espresso riserva proprio a seguito della presenza di questo articolo, e ciò è il motivo per cui in fase di conversione parlamentare il gruppo della Lega ha presentato e non ritirato l'emendamento che ne prevedeva la sospensione. Nel complesso, comunque, confermiamo il sostegno all'insieme del provvedimento. Come gruppo Lega siamo coscienti che, seppur all'interno del provvedimento possono esistere norme poco digeribili, le riteniamo necessarie per affrontare il periodo pandemico. La posizione della Lega è sempre convergente, seppur qualcuno tende a ricamare articoli o trasmissioni molto tendenziose. Una linea dettata da un'immensa responsabilità, riconducibile ad un grande partito nazionale dove però possono esserci anime e pensieri diversi, riconoscendo una libertà di pensiero con considerazioni personali, legittime sia chiaro, ma pur sempre personali. Anche qui si riconosce lo spessore democratico di una forza popolare come la Lega. Dove invece, lo abbiamo ribadito più e più volte, il nostro gruppo ha espresso critiche su alcuni provvedimenti, lo ha fatto per evitare l'introduzione di norme inutili, vessatorie verso i cittadini, senza alcuna produzione sul quadro sanitario, ma anzi che porterebbero a un'esasperazione ad una tensione sociale. Il tema della tensione sociale, lo abbiamo ribadito più volte in quest'Aula, sta prendendo sempre più piede. Ne è chiaro esempio le minacce provenienti dalla parte estrema dei Novax. L'ultimo, l'invio di proiettili al Presidente della Provincia Autonoma di Trento Fugatti, già lo ricordiamo sotto scorta, gli insulti al Sottosegretario Nisini e al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Frediga, anche lui costretto ad essere sotto scorta. A tutti loro va la nostra solidarietà, ringraziandoli per il lavoro che fanno e che siamo consapevoli che non arretreranno di un solo millimetro.